Buongiorno a tutti, buona domenica e bentornati qui all'altra domenica, sempre con me Eleonora e purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, con GP Pacori. Ciao GP! Buon pomeriggio a tutti, Passata bene ben l'estate? ritrovate, spettacolare devo dire, vero Gemma, buon pomeriggio. Oh, qua non è cambiato niente, vero Gemma? È stato Io sono in sciopero voce. Buon pomeriggio a tutti, Buon per rispetto pomeriggio. ai telespettatori e agli ospiti che ci sono, ma io oggi sono in sciopero e tu sai perché sono arrabbiata. Perché sei arrabbiata? Perché nel nuovo contratto c'erano due clausole. La prima, se c'era una giornata di sole come questa, posto fuori al sole nel parcheggino con sdraio. Sui cocktail abbiamo lasciato stare perché ti veniva a costare troppo. Quindi sdraio e postazione e non c'è. Sì. Punto B, per tutte le belle donne che ci sono, almeno un modello, che non vedo. Beh, allora, intanto secondo me ci sono bellissimi uomini, io giustamente come al solito mi devo tirare fuori da questa lotta, no, della bellezza perché sono talmente al di sopra delle parti che, come sempre, no? Io voglio salutare intanto un bellissimo uomo che è Maurizio dietro al controllo camere, buon pomeriggio e bentornato, naturalmente il nostro regista di fiducia Enrico, nonché Loriano a Pordenone per tutti i collegamenti e Davide, quindi come sempre una grande famiglia per il terzo anno di fila si riunisce. Apposta, sai che tutti cambiano tutto, no? Da una nota, apposta noi non abbiamo cambiato niente, soprattutto lei. Che, storia nella storia, anche lei non ha cambiato niente, perché non ha ancora mollato il moroso. Ma sei ancora... Cioè, l'estate, Gemma, no? Non è quella cosa che... Sai cosa le ho chiesto appena arrivata? Sei ancora fidanzata? E lei mi ha risposto sì. E come mai GP ti ha chiamata allora quest'anno? Ma perché a GP piacciono le missioni difficili. Impossibili, ecco. direi. Esatto, esatto. Allora, come al solito i collegamenti con tutti i campi, in questo caso non con l'Udinese quest'oggi perché, come sapete, questa sera gioca la nazionale, quindi la Serie A è ferma, ma avremo il collegamento non con Piacenza per Piacenza, Pordenone come vedete in sovraimpressione, ma ovviamente col Pordenone Fan Club a Cordenons, con Moreno Burlina, Silvia Gustapane e tutti gli amici del Pordenone Fan Club e seguiremo insieme in streaming. Se volete vederla anche voi la partita andate su sporttube.tv e anche lì tutti possono vedere la partita in streaming del Pordenone perché non è a pagamento, è un servizio gratuito. I collegamenti con tutti i campi della Serie B che riguardano le squadre del Friuli Venezia Giulia, quindi a Belluno per Belluno Tamai, poi andremo a Fontana Fredda per Fontana Fredda Montebelluna, andremo a Sacile per Sacilese Luparense San Paolo, e andremo a Trieste per Union Triestina 2012, quest'anno bisogna dire tutto il nome perché lì c'è una polemica col nome dei tifosi che non hanno dato alla società. Boh, andiamo avanti, e Liventina, e poi andremo a Verona dove si svolge la prima partita del ritorno in Serie D dei nostri amici di UFM Monfalcone con la Virtus Vecomp, quindi questi campi collegati quest'oggi con l'altra domenica. Gemma? C'è un miracolo. Ma la miseria, cosa è successo? Ti voglio dire, ero rimasta alle due clausole che tu non hai rispettato. Sì. L'unico modello che mi hai lasciato è quello del 740 dell'anno scorso, Vabbè. che non me ne faccio niente. Ma il miracolo è avvenuto. Io ho detto il primo collegamento con Moreno Burlina, il mio incubo, non perché non è simpatico, ma per questo. Lui o lascia il telefono in giro o è a dormire. Insomma, devo sempre chiamare prima lui, poi la moglie, ci mettiamo una vita. E invece ha risposto, incredibile. Perché lui è stato al Vise, io ho parlato con Alvise l'altro ieri perché ieri non sono riuscito a passare a trovare i nostri amici al Pordenone Fan Club e Alvise gli ha ricordato quest'oggi stai vicino al telefono per il primo collegamento è proprio col Pordenone Fan Club. Questo è il motivo, fondamentale. Sì? Assolutamente. Sentiamo se va tutto, perché... Vediamo se risponde lui o Alvise, tra Sì. parentesi. Pronto Moreno? Sì, pronto, sono io. Alvise lì che sta buttando giù un po' lo schema della formazione di oggi, quindi impegnato con il mister, pertanto non può venire al telefono. Buon pomeriggio Moreno! Buon pomeriggio. Allora, intanto com'è la situazione al Pordenone Fan Club? Ricordiamo Caffè Nogaredo a Cordenone, se volete passare di lì si vede la partita tutti insieme allegramente. Prego. Niente, abbiamo appena aperto, quindi adesso stanno cominciando ad arrivare qualche tifoso, siamo riuniti appunto per l'inizio di questo campionato, sperando bene, insomma adesso staremo a vedere, comunque dai, le premesse ci sono,
la squadra è bella, il campionato è difficile, speriamo di riuscire a fare meglio dell'anno scorso. Beh, speriamo di sì, anche perché fare peggio, no? No, beh, non c'è mai limite al peso, Tu dai. dici? No, dai. Intanto speriamo di cominciare non con una sconfitta, che sarebbe già un bel passo avanti rispetto alla scorsa stagione, vero? Sì, beh, sicuramente, come direbbe Pablo, un vecchio tifoso del Pordenone che segue sempre le partite, oggi tra l'altro è anche in trasferta, le sue parole sono queste: mi ne bastaria anche un pareggio. Beh, direi. Quindi... A Piacenza quest'oggi andrebbe benissimo partire con un pareggio. Allora, hai mica per caso già le formazioni? No, non so assolutamente niente perché sono arrivato qui da 5 minuti, adesso provo a vedere se riesco a tirare su qualcosa, ma ancora non ho assolutamente niente. Benissimo, allora vediamo col prossimo collegamento, naturalmente al fischio d'inizio ti torniamo a chiamare per sentire anche un po' il clima che si vive vedendo a vedere da voi la partita appunto al Caffè Nogaredo al Pordenone Fan Club. A più tardi Moreno, grazie. Grazie a voi, ciao ciao. Allora, ciao. ringraziamo Moreno e gli amici del Pordenone Fan Club e cominciamo con gli ospiti. Ci manca un ospite. Sì. Ma abbiamo un graditissimo ritorno che torna a trovarci esattamente più o meno come 12 mesi fa, cioè alla prima puntata dell'altra domenica. Cleofa Brau, dirigente sportivo ed esperto di calcio. Buon pomeriggio Cleofa e bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Secondo me ti interessa molto perché lui è un bravissimo preparatore dei portieri. E tu devi sapere... Ma vabbè, comunque non si dimentica Avrai mai. ancora conoscenze nel campo. Le ho fatte di tutto nel calcio, ho fatto allenatore, mister dei portieri, direttore sportivo. Ecco, quindi diciamo che siccome Eleonora è alla spasmodica ricerca di un portiere, perché vuole mettere in pensione il fidanzato, però ho detto il prossimo fidanzato deve essere un portiere. Il prossimo portiere sarà un fidanzato. Il prossimo portiere che inviti. Io sono convinto che me l'hai lanciata questa storia perché c'è mia moglie qua, giusto? No, assolutamente no. No, ma non parlava di suo marito, parlava di uno che magari lui conosce. Potesse prendere le palle. Che sa prendere le palle. Questa non era male, cominciamo con i diritti sensi io che non le è male. rompo, qualcuno le deve prendere, no? Sì. Ad esempio la Gemma prende la palla al volo adesso. Sì, prendo la palla al volo. Sto notando che, tra l'altro, tu hai detto non è cambiato niente nello studio. Sì, abbiamo già detto, appunto, mancano sempre i modelli. Volevo dire che sono partita, da quant'è che facciamo? È la terza serie Terza che faccio. stagione, È sì. terza stagione, scusa. Quindi la prima aveva una scaletta di 2 pagine, Sì. la seconda stagione una pagina, oggi è un post-it. Beh, Direi molto bene. Sei abbastanza fortunata ad avere almeno il post-it, perché oramai, visto che è il terzo anno che sei qua, dovresti sapere in automatico quello che facciamo durante queste 2 ore e mezza per quanto riguarda Sì, quest'oggi. Come quindi- al solito delle scalette dell'anno scorso. Come al solito. Quindi benvenuti all'altra poltrona, ovvero Esatto. uomini e donne da quest'anno, Ci come manca, dice infatti, esatto. il nostro ospite segreto che ancora deve arrivare. Esatto. Allora c'è un ospite però, più che ospite, un nostro fedelissimo inviato che è sempre il primo che chiamiamo perché porta bene, quando noi lo chiamiamo per primo vince. E allora, più o meno dal sempre. comunale di Fontana Fredda, Maurizio Mazzon. Bravo, Mazzonna al primo colpo, poi se comincia a perdere dobbiamo cambiare il cognome così recuperano. Esatto. Ciao Maurizio! E allora Fontana Fredda, Montebelluna, bentornato Maurizio, buon pomeriggio e buon campionato. Buongiorno a tutti, buon campionato a tutti. Allora, questo Fontana Fredda abbiamo visto un bel inizio, belle partite, no, in fase di preparazione, un Fontana Fredda che diciamo sta convincendo, tocchiamoci, io so già che tu stai toccando qualsiasi cosa ci sia lì intorno a te. Affronta come prima partita il Montebelluna che è orfano del grande tecnico che l'ha portato veramente in alto questi ultimi 2 anni, ovvero sia Pasa, l'allenatore che è passato alla Luparense. Anche il mio amico Giglio è andato insieme a Pasa alla Luparense. Come ti aspetti questa partita? Anche se le prime partite sono sempre un po' così, vero Maurizio? Non proprio test, come posso dirti, obiettivi, no? Perché magari voi arrivate in piena, al Montebelluna no, o viceversa. Ma guarda, intanto vorrei esordire dicendo che sì, da Montebelluna è uscito un tecnico importante come Pasa, ma ne è stato uno altrettanto importante come Mister Fonti, che la Serie D la conosce come le sue tasche. E poi volevo dire che in effetti adesso noi, dopo un periodo dove avevamo addirittura pensato che slittasse inizio il campionato, invece niente, non l'hanno fatto slittare, contiamo di essere
pronti, ma si sa che purtroppo noi viviamo in una situazione dove non vorrei essere ripetitivo come lo scorso anno. Sì, È una categoria che insomma ci sta un po' larghetta, perché voglio dire non è che abbiamo la disponibilità di tante altre società. Ecco. Certo, i giocatori che si sono messi più in risalto per quanto riguarda questo precampionato dal tuo punto di vista, del Fontana Fredda chiaramente. Ma diciamo che ha fatto un buon precampionato un po' tutti. È chiaro che la nostra scommessa che era Paciulli fino adesso a quello che ci ha entusiasmato di più, perché veniva da un campionato salvo come il Chions e fino adesso insomma ha fatto sicuramente molto bene. Bene, allora noi attendiamo le 15 per cominciare i collegamenti proprio con te, con Fontana Fredda, per seguire insieme questo Fontana Fredda Montebelluna. Va bene, grazie. Grazie Maurizio. E speriamo che Dio ce la mandi buona. A più tardi, grazie. In bocca al lupo naturalmente agli amici di Fontana Fredda in questo primo impegno che li vede appunto, ripetiamolo, contro il Montebelluna. Andiamo avanti con gli ospiti prima di avere i prossimi collegamenti. Abbiamo. Non ho studiato ancora. Tu sai, la prima puntata è di rodaggio, Sì, datti un attimo. infatti lo chiamo la numero 0, non la numero 1, perché settimana prossima sarà numero 2. Oggi invece facciamo un po' di tutto. Dai, ci è concesso un po' di tutto. Come sempre, questa bellissima ragazza in rosso, Lucrezia Busato, modella e studentessa universitaria. Soprattutto, perché lei unisce questo a quello. Come sono gli ultimi esami? Perché io ti seguo su Facebook. Cosa studi, Lucrezia? Che io non lo so, io non sono come te che stalkerizzo. Io studio mediazione culturale a Udine, sarebbe lingua, indirizzo aziendale, insomma. Ecco, Molto interessante. gli ultimi esami? Devo farne 1,5, insomma. Cosa vuol dire fare un mezzo esame? Cioè hai fatto l'orale, ti manca no, hai fatto lo scritto, ti manca l'orale? Bravissimo. Ho capito, ma lo scritto come è andato ad esempio? È andato abbastanza, dai, considerando che non avevo studiato molto è andata bene. Bene, ma scusa, si copia durante gli esami all'università? Insomma, se uno è bravo riesce. Sì, ma se no, non so, ma è come al liceo che ti mettono il banchetto così? Più o meno sì. Ah, più o meno come al liceo. Che ne so io sono rimasto alla terza media, e ancora Copiavi alle medie? Sì, che discorsi. Gemma! Vedi GP, sto sbiancando, sto perdendo la bronzatura di minuto in minuto perché oggi ho detto, tanto adesso il prossimo collegamento dovrebbe essere con Antonello Gherardi, che di solito quando lo chiamiamo è sempre in scooter, quindi sicuramente slitterà, e invece no, ma ha risposto, cioè io non ci posso credere. Ma oggi... secondo me lui adesso si è fatto fare apposta un collegamento con lo stadio Rocco, ricordiamo adesso il collegamento con gli amici di Trieste. Lui in realtà è ai Bagni Topolini con lo streaming e da lì sta prendendo il sole e ci commenterà appunto la prima partita dell'Unione Triestina con la Liventina. Non è che invece magari è ancora dalle parti di Grado? Dov'è che si è sposata Elisa ieri? A Grado Elisa. Ecco, secondo me da quelle parti lì. Non lo so, sentiamolo da lui. Dove ti trovi? Ma non smettete voi due di chiacchierare, di fantasticare su dove Antonello Gherardi è o non è. Antonello è allo stadio Nereo Rocco, che accoglierà questa prima partita di campionato della Triestina, che oggi gioca contro la Liventina, questa squadra che credo sia stata ripescata, non vorrei sbagliarmi, e quindi affrontiamo la prima giornata di campionato con il sorriso sulle labbra e la contestazione dei tifosi fuori dallo stadio. Ecco. Beh, insomma, questa è una storia che racconteremo più avanti. Intanto buon pomeriggio dallo stadio Nereo Rocco, Antonello Gherardi per voi e con voi, assieme a tutti gli amici di Telepordenone. Grazie, buongiorno. Grazie a te, buongiorno. Ti sento particolarmente frizzante. Sono frizzante perché la giornata ha una temperatura ideale per giocare al calcio, il terreno è in ottime condizioni, un po' di gente, devo dire la verità, sta arrivando, ci si aspetta una contestazione al di fuori dei cancelli dello stadio, ma assolutamente fatta in modo legittimo e soprattutto tranquillo. Di questo magari racconteremo dopo. Quello che volevo raccontarvi è invece che le due squadre che si affrontano, insomma, per quanto riguarda la Liventina so poco niente, ma perdonatemi, sulla Triestina più o meno lo stesso, nel senso che ormai della scorsa annata sono rimasti 4 o 5 giocatori e che tutto il resto della squadra è stata finalmente composta da un vero direttore sportivo che è riuscito a costruire una squadra con delle ambizioni di classifica importanti, non tanto per i tifosi quanto per la società che su questa squadra fa molto affidamento, e anche
ha ragione. Poi magari nel prossimo collegamento racconterò più o meno quello che sta avvenendo a Trieste, le varie vicissitudini, ciò che i tifosi, la stampa e la società dicono di questa situazione, che non è assolutamente piacevole, ma che va affrontata, e l'unico modo per affrontarla è quella di ottenere risultati. Quindi questa squadra è stata costruita per ottenere risultati ed è già un buon punto di partenza. Si è lavorato credo abbastanza bene, la squadra mi sembra buona in tutti i reparti, e vi leggo velocemente quella che sarà la formazione ufficiale di oggi per la prima partita. La Triestina, l'Iventina si schiera con Rossi, Perisinotto, Cescon, Soncin, Kofwi, credo che si pronunci, a meno che non sia un errore di stampa, Fantin, Tagan, Bohem, Vianello, Iacono e Zanetti. La Triestina invece si schiera con Di Piero, Migliorini, Ciave, Troia, che è un sopravvissuto della scorsa stagione, Benin, Tramparo, Solinas, Battaglini, Zubin, Zanardo e Cabina. Gli unici due giocatori della scorsa annata sono Di Piero, che è il portiere, e Troia, che è il centrocampista, poi l'uomo forse assieme a Daniele Rocco l'anno scorso più positivo per l'intera stagione. L'allenatore è nuovo, è Cristiano Massito, che molti conoscono perché comunque ha dei trascorsi importanti. Ignoro chi sia l'allenatore della Liventina perché sulle informazioni ufficiali non mi è stato indicato, e curiosità, la partita verrà arbitrata dalla signora Graziella Firriatore della sezione AIA di Bologna, che è un arbitro internazionale oltretutto, e di lei si dice un gran bene. Il suo primo assistente sarà Marco Della Croce e la seconda assistente è un'altra donna, Ilaria Melchioni. Questo è il trittico di arbitri che oggi arbitrerà questa partita, che speriamo alla fine risulti divertente, soprattutto per i colori alla Bardati. Benissimo, grazie Antonello, come al solito sei molto Per esaustivo. convenzione non potrò chiamarla Triestina, come sapete, devo chiamarla Unione Triestina 2012. Sì, stiamo un 10 minuti solo a dire il nome della squadra. So. La chiamerò semplicemente Trieste. Se no facciamo Triestina 2012, come era il telefilm Beverly Hills. Perfetto. No? Più o meno. Va bene, grazie Antonello, a più tardi. Abbracci a tutto lo studio, ci sentiamo più tardi. Ok, grazie dallo splendido, sempre bellissimo l'Aereo a Pordenone, a Trieste. Peccato questi problemi appunto tra società e tifosi, speriamo che riescano a ricomporre questa carriera che ormai va avanti dalla fine del campionato di quest'anno, cioè della scorsa stagione, ovvero sia da maggio, questo scontro tra il presidente Pontrelli e i tifosi organizzati appunto della Triestina, questi che hanno appunto il logo, hanno i diritti sul logo, che non l'hanno ceduto per questa stagione alla Triestina, alla società, e per cui la società quest'anno si deve chiamare Unione Triestina 2012, tutta la dicitura intera. Poi se invece si vanno comunque a consultare le pagine web piuttosto che i giornali, si vede scritto Triestina, punto e fine, giusto per capire come funziona. Ma d'altra parte abbiamo visto, no, Cleo, tutto il disastro per la composizione dei gironi della Lega Pro, della Serie B. L'avevo detto un anno fa. Incredibile, ma di questo aspettiamo l'altro ospite che dovrebbe arrivare. Adesso non so se la Gemma ha notizie sull'altro ospite che deve arrivare. Dovrebbe, sai che lui quando arriva? Si è perso? Non so, non si è fatto proprio sentire. Non ha dato segni di vita, vabbè. No, se magari... allora, prima del prossimo collegamento però volevo salutare una persona che oggi ho pensato mentre stavamo venendo qui, e mi sono chiesta, chissà il nostro, posso definirlo, non so, non dico fan numero uno, ma comunque uno dei fedelissimi, che è Eddo di Brugnera, e infatti il primo a scriverci è proprio lui, e dice: cerco di essere il primo fedelissimo a salutarvi. Grazie Eddo, grazie e buona visione, e speriamo anche buon divertimento, seguendo sempre il Tamai, che tra un po' dovremo averlo anche in collegamento. No, subito, ce l'abbiamo già, il nostro Giorgio Pignata. Ah, tra l'altro, sì, esatto. Ecco, un'altra cosa che oggi mi ha fatto arrabbiare, oltre a tutte queste cose, che il nostro Mauro del Tamai, di solito io chiamo sempre lui alla solita ora, alle 2:20, 2:10, insomma, circa, e lui ha chiamato te oggi, cioè mi ha addirittura surclassato, ho detto: allora io sto a casa direttamente, vado a prendere il sole. Ma chi volessi che chiamasse Mauro? Chiama il capo. No, cioè, io l'ho sempre sentito io l'anno scorso. Ecco, quindi si vede che non era sicuro, no? Che tu avessi fossi riuscita a passare indenne l'estate. Allora... Posso dire che si è scusato e mi ha detto: anzi, riprendiamo subito le buone abitudini, per cortesia da domenica prossima chiamami tu. Perfetto. Ecco. Nel frattempo compare la sua comparsa in scena. Vedo una luce, aspetta che metto gli occhiali da sole. È entrato il sole. Allora, nel frattempo collegamento al volo con Belluno, con Giorgio Pignat, per questa importantissima Belluno Tamai.
Una prima partita, Giorgio, particolarmente difficile e impegnativa a Belluno. Salve, buongiorno a tutti. Sì, molto impegnativa perché abbiamo una squadra un po' rimaneggiata dagli infortuni e dalle assenze, dalle squalifiche, quindi partiamo un po' con un gap oggi. Comunque tanto le più forti, dei buoni giovani. Giorgio, le più forti prima o poi bisogna incontrarle, forse guarda cosa è successo all'Udinese, è meglio subito, no? Meglio subito, esatto, via il dente, via il dolore, come si dice, no? Sì. Comunque le partite dobbiamo tutte affrontarle, quindi siamo qua, dai, senza paura. È andato un po' altalenante, mi sembra di ricordare, il precampionato del Tamai, no? Come a livello di partite amichevoli. Sì, ma il mister non guarda, l'importante è l'impegno e trovare la condizione. Dopo, sì, vittorie, bisogna vincere in campionato, ecco, lui dice. Sì, ecco, come Mancini, così. che vince il campionato e perde le amichevoli, uguale. Che poi è vero, esatto. Mancini in campionato le ha vinte tutte, in amichevole mi sembra che o le ha perse tutte, una vinta una l'altro giorno, ma arrivava da una serie di sconfitte, no? In amichevole. L'Inter, anche l'ultima ha perso. Ah sì, era il Milan che ha vinto male. Allora, Giorgio, quanti esordi avete quest'anno rispetto all'anno scorso nel Tamai? 4 esordi. 4 esordi. Con 4 giovani promettenti, quindi speriamo facciano bene. Ok. Sì, perché c'è l'infortunio di Furlan e Petris che non si è allenato in settimana perché ha avuto dei problemini anche lui, quindi speriamo bene su questi giovani, dai, sono abbastanza promettenti, quindi devono giocare anche loro. Ok, così. Benissimo Giorgio, allora... L'assenza... Sì, pronto? Prego. Sì. Volevo ricordarvi che continua la festa paesana a Tamai. Esatto, che è importantissima. Vi aspettiamo numerosi. Esatto, ma magari ne parliamo bene nei prossimi appuntamenti anche con la Gemma, visto che è coinvolta, lei di Bruniera, Tamai, insomma, siamo lì attaccati, no? Anche se non si può dire a uno di Tamai che è di Bruniera e viceversa, perché siete di un campanilismo da quelle parti lì, mamma mia. Sì, lo so. Purtroppo sì. Va bene, grazie Giorgio, a più tardi, grazie. A più tardi, salve. Allora adesso facciamo la comparsa come facciamo sempre, perché le buone abitudini non si perdono mai, allora compare con sfilata. Di solito sfilano le gnocche, ti metti casualmente là, ed eccolo qua, lo presentiamo? Serve? Ma sì, dai, serve. Per chi ci ha iniziato a seguire quest'anno, magari, Sì, l'avvocato Maurizio Mazzarella, dirigente sportivo, procuratore di calcio, esperto, ma soprattutto amico di Gipi. Esatto, perché lui apre i miei programmi, chiude i miei programmi e pensa che per caso, non me lo ricordavo, quest'oggi siete voi due che avete aperto l'anno scorso la nostra stazione. Sì. Cleo Fabrava, Lui ci chiama perché porta bene. Per chi non si sa. Vabbè. Speriamo per poi. Allora, presentiamo per lui. Presentiamo gli altri ospiti perché stiamo per arrivare al fischio iniziale. Visto che tu porti i tuoi amici, io porto le mie amiche. Giustamente. È giusto. Quindi questa bellissima rossa, Sara P come Melissa P. Sara P, hai scritto qualche colpo di spazzola in più, in meno? L'ho scritto, però non è... Non è pubblicato? No, è pubblicato con un altro nome ancora, è tutto un mistero. Benissimo, ma si può, diciamo, parlarne più tardi di questo libro in fascia protetta o è meglio lasciar perdere? Sì, no, in fascia protetta possiamo dire qualche cosa, ma poco. Tipo i numeri delle pagine, esatto. Quelli si possono leggere. Benissimo, perfetto. Altre cose sulla Sara? Visto che siete amiche, svelaci, è fidanzata, non è fidanzata, è sposata, è divorziata, Andrebbe va d'accordo con me, con Gemma e con te perché è piena di gatti. Ah, bene. E hanno dei nomi tutti impronunciabili. Ovvio. Tipo, dici un nome. Vabbè, da più anziana è Mamiria, poi c'è Taniyama e poi c'è Podolski, che non è il calciatore. Podolski? Che non è il calciatore. Sapevo che qua ci... No, perché abbiamo sentito che c'è un Zanetti che gioca nella Liventina. Io pensavo che magari... No, non è quel Zanetti, quello è il vicepresidente dell'Inter. Bene, gli altri ospiti che non abbiamo ancora presentato. Abbiamo Cristina Fabris, modella, studentessa di giurisprudenza, e
finalista nazionale che partirà martedì per le finali nazionali di ragazza moda e spettacolo. Ecco, però lei è piena di fasce, perché è arrivata, non sapeva dove metterle e le ho detto ma metti, cambiala, non so. Vedi tu, quante fasce hai portato qua? 2? Ho portato 2, sì, che sempre per moda e spettacolo. Quindi una è Miss moda e spettacolo e l'altra Miss ragazza cinema. Sì. Mix ragazza cinema. Scusa GP, sto ridendo perché ogni volta che tu dici fascia mi viene sempre in mente che invece qua abbiamo solo uomini con la pancera. No, niente fascia, solo pancera. Ma comunque non è per girare il coltello nella piaga, assolutamente. No. Adesso dovevamo avere un collegamento che faremo tra un pochino. Sì. Ma c'è il Dulcis in fondo, l'ultimo collegamento. So che sembrerà strano perché non ho sentito né tamburi né altro. Ne mancano 2 collegamenti, non uno. Quindi sul post-it si è dimenticata di uno. Non credo proprio. Sì. No. Andiamo avanti. No, ce ne sarebbe uno che facciamo più tardi e Dulcis in fondo. Ah, allora non è questo l'ultimo, scusami. È l'ultimo nel senso che era l'ultimo in scaletta, perché a noi piace parlare molto di calcio con Roby Visintin, mister. Non andate d'accordo, non avete perso il feeling. Sì. Quindi? Mister terzo tempo, Roby Visintin. Non ci sono i tamburi perché loro sono andati fino a Verona questo pomeriggio. No, mi ha detto che sono distanziati per vedere bene la partita. Si sono distanziati dai... Sono andati praticamente nello stadio dove fanno il baseball. No, non ho capito, ce lo spiega lui. E allora, esordio per quanto riguarda il Monfalcone in Serie D, come esordio anche per la Virtus Vecomp in Serie D, quindi l'esordio di 2 esordienti. Bello questo. E allora Roberto, buon pomeriggio e bentornato. Ciao Giovanni, ciao a tutti, come state? Tutto a posto, bene? Voi com'è lì da quelle parti? Tutto bene, infatti siamo sulla tribuna del campo di baseball, che praticamente dall'ultimo gradino si riesce a vedere la partita nostra, però attualmente sto vedendo la squadra di Rangers di Re di Puglia che casualmente stanno vincendo 1-0 qui a Verona, quindi se volete vi do il risultato vi do la telecronaca della partita, la radiocronaca della partita di baseball oppure quella di calcio, come volete. Non so, fai contemporaneo, magari un colpo a tiri a destra, un colpo a sinistra. No, è già difficile capire un attimino quelle che sono le regole del baseball, anche se basta fare un giro e un punto, ma più o meno lo capisco più che altro perché abito vicino al campo di Ronchi, quindi di conseguenza qualcosa riesco a vedere anche lì. Niente, che vi dico? Siamo all'esordio e siamo con una squadra giovanissima praticamente, a parte quei 3 marpioni che tirano su quello che è la media età della nostra squadra. Oggi purtroppo non c'è il nostro... Ricordiamoli i 3 marpioni, Denis Godeas, Michele Contento... chi è il terzo? Se non lo sai tu. Il terzo non c'è perché è infortunato. Vedi? È il giocatore bosniaco che abbiamo comprato, che abbiamo messo sotto contratto quest'anno, giocatore che ha fatto anche partite in nazionale slovena, ha fatto 5 campionati di Serie A in Cina, molto bravo, però purtroppo oggi non c'è perché è infortunato. Vabbè. E quindi noi facciamo con i giovani e sarà per la prossima quelli che abbiamo. Va bene, allora Roby, naturalmente niente, ci risentiamo più tardi naturalmente. No, fermi tu, stavo aspettando l'argomento interessante che era il menù. Il menù. Il menù. Questo ve lo posso dire dopo perché la corriera dei tifosi è arrivata dopo e quindi non vi so dire cosa hanno portato. Ah, vabbè. Però dopo si mettono all'interno, abbiamo già l'autorizzazione da parte dei responsabili del Virtus Vecomp, loro entreranno con il pulmino all'interno del muro di cinta del campo e naturalmente distribuiranno come d'abitudine. Sì, ma come al solito il famoso pulmino delle meraviglie degli amici esatto. Bene Roby, allora tra pochi istanti, 2 minuti comincia la partita anche a Verona, naturalmente linee aperte anche a te per UFM Monfalcone in questa partita d'esordio appunto con la Virtus Vecomp a Verona. Grazie mille e ci sentiamo dopo. Grazie a voi, ci sentiamo dopo. Allora come tra poco sentiremo anche gli ultimi ospiti che sono in realtà bravissimi, tra i primi se non i primi, ecco. Anna Marson, la nostra cantante, giovanissima e bellissima e bravissima, e Luca Beduz, non la piglierò mai, musicista e chitarrista.
Buongiorno. Forse è la prima volta che venite. Infatti. Ma per me erano Anna e Luca. Ma sono Anna Luca Acoustic Duo, ma comunque sono è Luca Belluz. Volevo, posso dire... Belluz o Belluz? Belluz. Belluz, ho sbagliato anche a scrivere, benissimo. Allora, prego Luca. No, volevo dire che stasera suoniamo a San Vito. Ma abbiamo del tempo per raccontarcela Ok. All'antico bottegone. Qui in piazza, bellissimo in piazza, è un'atmosfera fantastica. E sabato prossimo in piazza Matteotti al Friuli Doc. A Friuli Doc, bello, quello è un grande appuntamento. Tipi, non ti ho detto che io farò l'inviata dal Friuli Doc. A posto siamo. Gemma, di qualcosa Non prima di avevo andare in pubblicità. dubbi. Cioè, non è stata scelta a caso questa ragazza, voglio dire, per fare la tua... Per meriti sul campo. Co-conduttrice, no? Sì. Va bene, allora Gemma. Volevo salutare degli amici che ci hanno scritto tramite WhatsApp e ricordiamo anche a chi ci segue da casa che il numero in sovraimpressione è quello che potete utilizzare sia per messaggi che per WhatsApp. E allora, questo messaggio dice così: un grosso in bocca al lupo a tutti gli amici dell'altra domenica e un saluto particolare a Ele e Silvia, a presto. Ivan DB, si firma così. Ivan del Bianco. Ciao Ivan, ciao caro. Ah, sveliamo tutto così proprio, nome, Beh, è stato anche il nostro ospite. cellulare, non vogliamo darlo in diretta? Se vuoi lo puoi dare, ce l'hai lì sopra scritto. E poi c'è un altro messaggio che dice: ciao Gio, bentornato a te e al tuo staff, buon campionato e in bocca al lupo per la trasmissione, un saluto da Pier. Benissimo, grazie Pier, grazie, bentornato anche tu sulle nostre, una volta negli anni 70 si diceva sulle nostre frequenze, vero Gemma? Ah, non so, io non ero nata, cioè, No, tu sei eri tu già che in sei onda nato ai con tempi me. di Giulio Cesare. Ero già stufo di averti in onda insieme a me. Non credo proprio, negli negli anni 70, dovevo ancora nascere. Comunque poi c'è un altro messaggio che dice: buon rientro a tutti da Bruno Pn. Bruno sarà Bruno Pordenone. Pn. Certo, Pn. Penso io, no? Certo, DB e invece è? Del Bianco. No, se questo è Pordenone lasciamo stare, andiamo avanti perché sono solo le 15. Allora, prima pausa pubblicitaria, noi ci mettiamo a seguire Pro Piacenza Pordenone. Pochissimi istanti, tu vai a mangiarti i pasticcini che ci ha preparato Luca della pasticceria Diana di Viale Grigoletti. Corso Garibaldi a Pordenone. Perché mi confondo sempre Viale Grigoletti e Corso Garibaldi che non c'entrano niente. Comunque, io avevo già preannunciato a Maurizio che non vedevo l'ora di arrivare per il mio solito pasticcino con la crema di nocciola. E infatti è là. Ci fermiamo, ci vediamo tra pochissimo, grazie. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Arzano Decimo. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco.
Eccoci di nuovo in onda. Io credo che i 4 minuti si siano accorciati perché stavo ancora masticando. Infatti sono meno di 4 minuti. Sono stati meno, Sì. ma mi avete fregato. Io ero rilassata, bella. No. Sono quasi ammazzata. In questo momento sono un po' di meno. Prego Gemma. Sì, abbiamo il collegamento adesso, questo è l'ultimo collegamento, che è con la Sacilese Luparense San Paolo, il nostro Pierantonio Stella. Bentornato Pierantonio, buon pomeriggio. Grazie anche a te Giovanni e a tutti i tuoi ospiti ovviamente. Allora, inizio di campionato, un po', questi ultimi 2 giorni, no? Un po' fuochi d'artificio a Sacile. Sì, un inizio di stagione veramente pirotecnico, perché come si è avuto modo di apprendere dai mezzi di informazione quest'oggi, c'è stato in questi giorni un passaggio di proprietà, e infatti oggi qui in tribuna appunto fa il suo esordio come nelle vesti di nuovo presidente della Sacilese Calcio, il signor Francesco Baù, accompagnato da moglie e figlioletto. Per cui insomma grande curiosità per questo nuovo ciclo, ecco, che ovviamente mi auguro si apra per i tifosi biancorossi, con una squadra però che ovviamente, visti anche i tempi esigui della nuova gestione, è quella sostanzialmente costruita dalla precedente direzione sportiva e anche dalla precedente presidenza. Per cui insomma una curiosità doppia, per cui da un lato appunto la novità societaria e dall'altro anche vedere i primi riscontri sul campo di una squadra giovane, molto giovane, che però ha fatto vedere ottime cose in precampionato, però ovviamente sappiamo tutti che una cosa è il calcio d'agosto e tutt'altra quella in cui i punti sono veramente importanti e scottano, come quest'oggi contro la Luparense. Ospiti al 25 aprile, formazione luparense che parte con ambizioni quantomeno di playoff, è una realtà ambiziosa, una realtà emergente e non per niente insomma si è potuta permettere il lusso anche di ingaggiare giocatori come l'ex sacilese proprio Marco Beccaro o uno degli artefici del trionfo del Pordenone di qualche anno fa in Serie D, ovvero Matteo Nichele. Niente, la partita è iniziata da circa 7 minuti, non ci sono state particolari occasioni, il Sacilese abbastanza pimpante che prova a mettere alle corde gli avversari, in questo momento a quanto pare un po' attendisti in attesa appunto dello svilupparsi della gara. Se avete qualche curiosità da studio ovviamente sono qua. Andiamo avanti, ci sentiamo dopo per Antonio perché abbiamo anche altri collegamenti, grazie, ci sentiamo dopo dal 25 aprile, appunto ripetiamolo, Sacilese Luparense San Paolo, una squadra che è stata questa sì ripescata, riammessa alla Serie D con un grosso presidente che in pratica ha unito il San Paolo Padova con il San Martino di Lupari e Luparense San Paolo, insomma hanno fatto di tutto quest'estate. Nel frattempo Piacenza è cominciata, Pro Piacenza Pordenone, i primi minuti è cominciata particolarmente in ritardo perché in Serie D si gioca già il 9° minuto, mentre invece per quanto riguarda Pro Piacenza Pordenone siamo a, scusate io vedo sempre poco, al secondo minuto del primo tempo, un inizio partita avvocato, la famosa frase, fasi di studio. Sì, beh, fasi di è studio. una bella giornata per giocare a calcio. Piacenza ha un clima diverso dal nostro, probabilmente c'è più afa, è più caldo, i ritmi non saranno penso altissimi della partita. Piacenza è più o meno una squadra a livello del Pordenone, quindi è prevedibile una partita abbastanza equilibrata. Una curiosità, dovrebbe giocare Cristofoli, che io avevo preso Nel frattempo, anni fa, quando era sì. la Son Giorgina, e poi però il padre non ha voluto darmelo perché diceva che lo voleva dare al Milan. Poi dopo non andò esattamente così, ma non è voluto venire a Pordenone. Il ragazzo era interessante, difatti bene o male ha fatto una carriera discreta in Serie C. Piacenza è la squadra che l'anno scorso si è riuscita a salvare con -8 in classifica, quindi è una bella realtà di questo campionato. Io penso che possa far bene come il Pordenone. Lo devo dire adesso o ce No, la teniamo per abbiamo dopo? ancora 2 ore per No, favore. No, no, volevo solo dire questo, che c'è una curiosità in questo campionato. Sì. Le 3 retrocesse dell'anno scorso, e cioè Albino Leffe, Pro Patria, Pordenone e Pro Patria,
invece di giocare in Serie D oggi giocano in Serie C. E questo è un discorso un po' più ampio da trattare. In sostanza, l'articolo quinto, chi ha vinto, diciamo a Pordenone, ormai il calcio è ridotto solo a questo. Chi ha buttato i soldi a fondo perduto sul tavolo è stato ripescato, naturalmente a scapito delle squadre che avevano più titoli, perché sapete che c'è una graduatoria che viene stilata dalla federazione ogni anno in base ai meriti, alle tradizioni sportive, all'utenza che ha la squadra, che può essere capoluogo di regione e via dicendo. Io penso che il calcio sia finito l'anno in cui la Fiorentina dalla C2 vince il campionato, invece di fare la C1 è stata portata, non si sa come, non si sa perché, in Serie B. Io penso che da quel momento sia finito il calcio vero, cioè quello giocato, e tutto si è ridotto praticamente a chi ha più soldi, chi ha più conoscenze, e quindi lo sport, c'è molto poco di sport ormai nel calcio professionistico. Ormai si salva non chi si salva sul campo, ma chi ha i soldi per poter andare avanti l'anno dopo. Allora, nel frattempo va e viene il collegamento in streaming, cerchiamo di metterlo a posto, abbiamo il fidato tecnico, cioè me stesso, che va regolarmente a vedere di metterlo a posto. Te medesimo. Cleo io so che tu hai studiato il Pordenone, secondo te che squadra ha fatto il presidente Lovisa quest'anno? Allora, a diversità dell'altro anno sono cambiati 25 su 26, quindi... E la regola del calcio cosa dice? Che quindi imbastire una squadra nuova così non è molto facile. Però per le capacità anche del mister, che io stimo come allenatore, e lo dico veramente con sincero orgoglio anche per Pordenone di avere un allenatore di questo tipo, anche perché essendoci dei giovani è importante per l'esperienza che questo ha avuto anche nelle nazionali italiane giovanili. Dopo ritorno indietro una cosa, da Mazzarella, dall'avvocato, Cristofoli ha giocato anche a Sacile, mi ricordo, giusto? Sì. Quindi ha giocato anche dalle nostre parti, l'abbiamo dimenticato, purtroppo questo è il calcio. Tornando sempre a Mazzarella, parliamo del calcio solo soldi, vediamo anche per lo stadio del Friuli che lotta c'è per prendersi 200-300 mila euro, mica 3-4 milioni, il nome, i tifosi. Ormai è tutto in vendita. Ormai, esatto, tutto in vendita. Quasi tutto. Cominciamo con un campionato che te hai detto abbiamo recuperato le 3 retrocesse. Sappiamo che la Pro Patria non si è ancora iscritta, perché deve dare 400 mila euro di fiduzione e non sanno neanche che giocatori hanno e che presidente avranno. Quindi totale. Incominciamo campionati che le squadre non cominciano neanche, perché ci sono squadre che non possono neanche disputare le prime partite, quindi è una confusione sulla confusione. L'ho detto un anno fa, l'ho detto 2 anni fa, lo torno a dire per il terzo anno, la Serie C è un campionato di dilettanti, non di più. Punto. Nel frattempo però c'era un sacco di soldi, no? Chiaro, la federazione ci vive con questo. Ecco. 2 gironi di Serie B e finisce lì, 18 e 18. Sono convinto anch'io che questo è la calcio fine. professionistico. Allora, è il futuro. Scusa, volevo tornare indietro. Prego. Volevo tornare indietro invece per la Sacilese, che mi dispiace tanto che sia venuto da fuori uno per salvare questa società. Con la tradizione io ho allenato anche lì, ed è un dispiacere molto forte anche per il direttore sportivo che conosco bene, Fiorin, per come è finita. Purtroppo è anche restato a piedi a questo punto, ma è proprio perché dal Piemonte, ok, arriva uno dal Piemonte, ma quanto durerà? Cioè le radici sono importanti su una società. Io auguro tutto il bene alla Sacilese, toccatevi da tutte le parti, ma la vedrò difficile. Sì, però c'è un discorso che io dico sempre. La famiglia Nadal Presotto ha dato una barca di soldi al calcio sacilese per tenerlo in piedi, per fare bene, eccetera. Quindi se a Sacile nessuno si è mosso per aiutarli, è anche giusto che loro possano fare o una squadra di giovani come è stata fatta, ma non è neanche giusto chiedere sempre alle stesse persone lo sforzo finanziario. Se andiamo a contare i 6 anni che sono rimasti, hanno messo tanti soldi e quindi bisogna dire grazie sia a Presotto che alla moglie Nadal, perché per 6-7 anni hanno tenuto in piedi a grossi livelli, diciamo, la Sacilese. Non si può chiedere di più, quello che potevano fare l'hanno fatto.
Adesso questo signor Baù, Francesco, non ho idea da dove provenga, perché calcisticamente non l'ho mai sentito nominare. Lascia perplessa dal Piemonte. Dal Piemonte cosa viene a fare? Non lo so, io capisco. Con la Juve, ma si vede che Io capisco se vai a prendere una squadra capoluogo di provincia che magari ha ambizione di andare in Serie C, eccetera, lo dici, un gruppo prende, ma Sacile, per quanto possa essere rispettata, non ha la forza di una squadra che, non so, la Triestina, il Venezia, lo stesso Belluno, lo stesso Belluno è capoluogo, c'è Cortina nella provincia di Belluno, sono tante cose. Cosa è venuto a fare Sacile? Sì, su un bacino di 15.000 abitanti. Esatto. Non è un bacino da 60. Il Pordenone, ma non abbiamo visto il gol. Su rigore forse? Sul calcio di punizione. Allora, vediamo di collegarci con il Pordenone Fan Club che ci raccontano il gol, perché purtroppo qua da noi SportTube va, cioè più non va che va. Avevamo parlato appunto di questo streaming. Il tecnico non è bravo. Il tecnico non è bravo, infatti. Allora vediamo. Fa così ogni tanto, bisogna andare sì, ma più di così, Mauri, io non so più cosa farci, cioè, perché sì, anche l'anno scorso si fermava ogni tanto. Nel frattempo in Serie D è sempre tutto 0-0, ancora mentre tutto. In Serie B, mentre in Serie B, perché gioca anche la Serie B, ricordiamo. Gioca la Serie B, infatti sto seguendo la Serie B. Il Livorno è passato in vantaggio con calcio di rigore Col Pescara. Contro il Pescara, è in vantaggio con calcio di rigore divantaggiato, vedi te. Dai, giusto, calcio di rigore. Ed è 1-0 anche Salernitana Avellino. Benissimo, allora tutto il resto 0-0. Ricordiamo i due friulani, Gerardi e Scuffè a Como. Esatto. E speriamo Perugia che facciano Como 0-0. Nel frattempo vediamo un primo immagine, una bella parata di Tomei, sono attaccante, spero che sia una parata. Gemma, abbiamo Moreno? Sì, no, ma ti vedevo, capisco che non vedi bene il televisore, perché è una scusa che non vali, Sì, perché vabbè. tu non ci vedi bene, allora ti ci metti attaccato. Allora, c'è Moreno in Io avevo linea. proposto di condurre seduti sull'erba, ma Ecco, allora, collegamento col Pordenone Fan Club, Moreno Burlina, raccontaci. Sì, c'è stato un calcio di punizione da circa 27-28 metri tirato alla perfezione da Pederzoli all'incrocio dei pali, il Pordenone in vantaggio. Dico per adesso meritatamente perché insomma sta facendo la partita. Il Piacenza si vede più che altro in contropiede, lanci lunghi, però il Pordenone che sta facendo gioco a centrocampo, e diciamo che per adesso è un bel Pordenone. Beh, diciamo che va bene, sono passati 12 minuti, 13 più o meno, no? Sì, ma sono sufficienti insomma per vedere. Adesso per me potrebbe anche chiudere qui la partita. Sì, sarebbe buono, no? Che giustamente sta vincendo, dai, fa caldo a Piacenza sicuramente più che a Pordenone, chiudiamola qua, andiamo a bere una birretta, no? Si potrebbe fare benissimo, ma c'è ancora una partita da giocare, staremo a vedere insomma. Certo. Però è sempre meglio essere in vantaggio 1-0 piuttosto che perdere. Su questo non c'è dubbio, questa penso anch'io, concordo con te. Perle di saggezza. Benissimo, grazie Moreno, ci sentiamo più tardi, quindi appena esordio di Pederzoli col Pordenone, benissimo, primo tiro, prima punizione, subito gol. Questo è un buon centrocampista, Maurizio. Sì, è uno di quei 4 giocatori che indicano come giocatori, l'ho anche scritto, di categoria. Gli altri sono delle scommesse, però c'è un vantaggio rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso il Pordenone per esattamente 16-17 partite ha giocato 8 contro 11 e le ha perse tutte tranne 2 pareggi per sbaglio. Non puoi giocare 8 contro 11 in un campionato professionistico. Giocavano 3 giocatori che non erano in grado di fare la categoria e difatti ne hanno perse quasi tutte. Quest'anno non succederà perché bene o male ci sono diversi giocatori che sono una scommessa, però ci possono stare in questa categoria, quindi le partite vanno fatte alla pari. In più ci sono 8-9 squadre che più o meno assomigliano al Pordenone, anche qualcuna anche più scarsa, e quindi quest'anno dovrebbe diventare più facile salvarsi rispetto alla mara stagione dell'anno scorso, perché nel girone d'andata è stato un disastro. Però nel girone di ritorno, presi i giocatori non eccessivamente, diciamo, eccelsi per la categoria, presi dalla C2 che però potevano fare la C, a quel punto giocando 11 contro 11 la squadra ha fatto
28 punti in 20 partite, quindi una media di una squadra che arriva quasi ai playoff. Quindi questa squadra, giocando 11 contro 11 e avendo giocatori 5-6 bravi per questa categoria, non vedo top player, perché ad esempio nel Pavia i due giocatori più importanti non era Pederzoli, ma erano Son Chin e il numero 10 che era effettivamente un altro passo. Però è chiaro che per il Pordenone Pederzoli potrebbe diventare un top player. Il resto, dico, la squadra è abbastanza equilibrata, ha grandi problemi davanti. Ecco, lì io comprerei, se fossi il direttore sportivo del Pordenone, comprerei sicuramente una punta, e poi dietro nei centrali non c'è un grande uomo, diciamo, di campo che è in grado di guidare la squadra. Stefani è molto bravo perché è uomo di categoria, però ecco, per intenderci, noi avevamo, per dire, Striuli che è più scarso, però aveva una personalità tale che era in grado di guidare la squadra da dietro fino al centravanti. Ecco, forse manca un uomo di questo tipo per affrontare tranquillamente tutto il campionato. E poi naturalmente mi fermerei, però una punta che da 15 gol, 16 una squadra la deve avere, altrimenti ci sarà sempre il problema di arrivare al gol in qualche altro modo, vedi punizione di Pederzoli. Avellino ha pareggiato intanto, Salernitana Avellino 1-1. Bene, Gemma. Io ho Robby Vesentighi in onda che non vorrei mettere in onda, però te lo passo. Primo gol della Serie D, purtroppo da quello che ho capito arriva da Verona, Virtus Vecomp UFM Monfalcone. Prego Robby. Confermo, ha segnato la Virtus Vecomp il numero al minuto 18, il numero 8 Alba. Ingenuità difensiva, il taglio del numero 8 beccato dal centravanti avversario e ha spinto in porta praticamente. Vabbè, tanto siamo alla prima di campionato e c'è tempo per recuperare, quindi non è un problema. Sì, ecco. Va bene. Poi avete il record del primo gol subito. Ma diciamo che non è che sia molto invidiabile come record, comunque è sempre qualcosa, dai. È sempre esatto. Va bene, grazie Roby. Allora, primo risultato. Ecco, grazie. Primo risultato appunto purtroppo per noi che si sblocca a Verona, Virtus Vecom 0, scusatemi 1, UFM Monfalcone 0. Allora io direi che adesso stiamo cercando di... allora, Anna e Luca ci cantano qualcosa e vediamo se riusciamo a fare ecco, no, perché così vediamo se riusciamo a ricollegarci con Sport perché qua proprio non ne saltiamo fuori. Che cosa ci cantate, signore? Signora e signore? Signora. Allora, More Than Words. More Than Words, signora, anche perché tu hai compiuto 18 anni. Sì, e quindi non sei più signorina, vedi? Purtroppo anche tu sei nel mondo dei grandi. Esatto. Anna e Luca, Acoustic Duo, grazie. Saying I love you is not the word I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words, it's all you have to do to make it real. And you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know what you do. If my heart was starting to fall down words to show you feel that your love for me is real. What you say? If my heart was stars away and you couldn't make things real just by saying I love you. More than words.
bravi. Sono diventati ancora più bravi durante l'estate. No, è cambiata molto la voce di Anna perché da 17 anni è passata a 18, è una voce molto più matura di una volta. Avete litigato? No. Siete ancora insieme? Anna non guardava più come le prime volte. Ah, devi perfezionarmi lo sguardo come le prime volte. Che era molto più innamorata. Adesso non è che perché sei È cresciuta. diventata diciottenne. E allora? Dai 17 dovresti. No, beh, tu non ti puoi più ricordare. Che dai 17 ai 18 cambia tutto, cioè c'è uno stacco totale della propria vita. No, vero? ma adesso ci O tu manda anche non ti puoi ricordare? Vabbè, ci usa come Guarda, come si può dire Lucrezia alibi? si può ricordare perché Lucrezia ha compiuto 18 anni 2 Perché anni ci fa. stai provando? No, Dai, no, senti, Lucrezia ha parliamo compiuto- di cose serie, non Antonello Gherardi, via. Parliamo di cose serie e non Antonello Gherardi. A posto, siamo? Sì, allora, mentre voi discutete sulle 17enni o sulle 18enni, eccetera, eccetera, io volevo comunicarvi che la Triestina al 22esimo minuto di gioco è andata in gol con, sembrerebbe, il numero 10 Paolo Tanardi, ma c'è un dubbio, perché il 7 e il 10 fisicamente si somigliano, tutti e due capelli neri con la barba. Quindi io ho annunciato che ha segnato in realtà il numero 10 Paolo Tanardo, ma potrebbe aver segnato il numero 7 che è Simone Solinas, il sardo. Ah, pensavo fosse l'attore io. No, No. no, vabbè. Non è l'attore? Comunque, Non è l'attore Solinas, no. No, però devo dire la verità che questa Triestina, allora intanto iniziamo col dire che la Liventina ha avuto un'occasione al credo 10° minuto di gioco con una traversa colpita dal numero 11 Alex Zanetti, un bel piazzato che si è stampato dritto sulla traversa e che circa un minuto dopo il gol della formazione triestina ha avuto un'occasione, ma l'attaccante non ne ha saputo cogliere l'ottimo cross che è arrivato dalla fascia sinistra. Comunque questa Triestina presenta delle individualità che non sono niente male. Questo Chiabine, questo marocchino, credo è dotato di ottima tecnica, ha avuto ottima velocità, si è esibito in alcuni agganci volanti che, devo dire la verità, si vedono più su campi pro che su campi dilettantistici. Nel complesso questa squadra sembra avere buone individualità, ma come è anche evidente, essendo mancata la Coppa Italia, c'è ancora da verificare l'amalgama. Per il momento l'impressione è buona e il pubblico sembra gradire. E gli ultras sono fuori dallo stadio a protestare, ma francamente, se la loro intenzione era far sentire il loro dissenso al presidente Pontrelli, l'operazione non credo sia riuscita perché non si sentono, quindi sono un po' troppo distanti. Avrebbero dovuto essere all'interno dello stadio dal mio punto di vista. Ti devo bloccare, Antonello, perché abbiamo un altro collegamento. Volevo salutarvi. Ecco, ci stiamo più tardi perché abbiamo un altro collegamento, quindi ribadiamo Unione Triestina 2012 Liventina 1-0, l'altro risultato cambiato in Serie D è Virtus Vecom UFM Monfalcone 1-0 e invece adesso al telefono abbiamo Pier Antonio Stella. E allora andiamo a Sacile per Sacilese Luparense San Paolo. Prego Pier Antonio. Sì, Giovanni, qui a Sacile è cambiato il risultato, in vantaggio la Luparense su rigore trasformato dall'ex Beccaro, ma qui vi racconto di un'autentica beffa per i colori biancorossi, perché in questa quasi prima mezz'ora di partita c'era stata una sola squadra in campo, ovvero la Sacilese, più volte vicino al gol e addirittura vicinissima con una clamorosa traversa colta da Villanova a porta vuota. Invece proprio pochi istanti fa, in un'azione di rimessa, un dubbio, molto dubbio, infatti ha riscosso le proteste dei giocatori di casa, fallo di Giacomini ai danni di Brotto, ha indotto l'arbitro a decretare penalty a favore dei padovani e dal dischetto, come dicevo, si è presentato l'ex Marco Beccaro che ha trasformato. Per cui quando siamo a questo punto al 29esimo del primo tempo, Sacilese 0, Luparense 1. Grazie Pier Antonio. Scusa GP. Prego. Cambiano altri risultati in Serie Serie B, naturalmente. Il Novara passa in vantaggio contro il Latina, quindi Novara 1, Latina 0. Sto tentando un attimo di capire perché il Livorno me lo davano in vantaggio per 2-0, ma adesso è tornato a 1-0. Che Eleonora Mazzari stia cercando di capire, siamo veramente fuori da ogni grazia. Ce la fa dopo, dici? Sì. No, perché io è un 3 mesi che non la vedo, no? Sì, ma sei rimasto di tellaccio acido proprio, sai? Sì. Cioè, veramente, è una cosa allucinante. Sempre che insulta Tu una... invece sei sempre più dolce, no? Ma scusami, dopo questa se sei estate Grazie, Gemma. di rosa ai fiori. Sì, Sì. esatto. No, volevo salutare un amico
si firma e dice un primo piano di Gemma no? No, appunto. No. Ma perfino mia madre mi ha chiesto, ma Gemma com'è? È un'entità. No, è che il fatto è, adesso una mi, voce. mi viene la GP, il fatto è che se dovessero riprendere me, capito, poi tutte queste belle donne non sarebbero più così belle. La GP, capito? La GP. È contagiosa. Vado a farmi il vaccino. Allora, nel frattempo il Pordenone ha rischiato di fare 2-0, ma ha rischiato anche di prendere il pareggio, due belle azioni veramente veloci e dinamiche, e mi sembra di capire da quando ci siamo ricollegati, sia per l'avvocato che per Cleofa, che è una partita molto aperta, no? Pochi tatticismi, Molto bella, sì, molto divertente, giocata a tutto campo, no? Esatto. Anche con le squadre avvocato un po' lunghe già, no? Per essere il Sì, primo tempo. ma bisogna vedere adesso, ti ripeto, i ritmi se li alzi poi paghi negli ultimi 15-20 minuti, quindi se il Piacenza non riesce a recuperare nel primo tempo dovrà Tu dici la vedi difficile. aumentare i ritmi perché sennò perde. Certo. Vabbè, nel frattempo, allora... Il Trapani passa in vantaggio sulla Ternana. Ecco, questo per noi è molto importante, per tutti gli amici che ci guardano, tifosi del Trapani e soprattutto della Ternana. Io ho perso il microfono benissimo, allora... È la terza età che sì, incombe su di te. anche la questo. quarta, sono alla fine della terza, io sto entrando nella quarta dimensione, nonché età, e allora ci fermiamo per un momento, c'è un attimo di pausa pubblicitaria e lei si va a ingozzare di pasticcini. No, non ho pranzato, abbi pietà di me. Ecco, benissimo, ci vediamo tra poco. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is Now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. Serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, a Iplis di Premariacco.
Io ti avevo visto distratto e pensato, bene, io non arriva più in possesso dello studio e della conduzione. Ah, se vuoi volentieri, abbiamo una bruttissima notizia, naturalmente parliamo a livello calcistico, che vediamo se riusciamo a fare al volo il collegamento, giunge da Belluno, mentre il Pro Piacenza in avanti con un'azione abbastanza pericolosa, ma l'attaccante del Pro Piacenza sbaglia tutto tirando il pallone ben sopra la traversa difesa dal pur valido Tomei, veramente un bel acquisto Tomei. Comunque il mio telefono ha preso una decisione. Non ti comunica più niente. No, il Livorno è veramente sul 2-0. Allora, il telefono della Mazzari ha deciso che il Livorno è andato in vantaggio, quindi non si discute. Convantaggiato anche questa volta. Convantaggiato, non riusciamo a collegarci con Belluno, Belluno 1, Tamai 0, gol di Corbanese, vecchia conoscenza degli amici di Sacile. D'altra parte l'anno scorso capocannoniere in Serie D, Corbanese, e quest'anno ricomincia da dove aveva lasciato. Dunque a Pordenone, a Piacenza, scusatemi ma io non ci vedo, a Piacenza siamo al 30°, Pro Piacenza 0, come vedete in sovraimpressione, Pordenone 1 e adesso Sara P, detta anche Silvia, ci racconta durante la pubblicità tutti i WhatsApp e messaggi che le sono arrivati e che lei sorridendo sotto i baffi. No, ma io non ho WhatsApp. Ah, pensavo non avessi baffi? Sì. Beh, No, quelli vabbè. sì. Sì. Momentaneamente no, ma se aspetto 2 o 3 giorni probabilmente. Potresti fare, sai che c'è di moda, come diceva prima Eleonora, che ho imparato un termine, hipster, potevi dire la prima donna hipster. No, c'è già. C'è già. Sì, la cantante, il cantante austriaco. Ah, Lui è la hipster. Concita. De Gregori, no, Concita Wurz, che non è Wurz, ma Wurz. No? Ecco, quindi E quindi no, siamo molto curiosi noi di farci gli affari tuoi, vero Leonora? Lo facciamo sempre, quindi se ci racconti tutto ciò che ti hanno scritto nei messaggi, ma sinteticamente. è tutto confuso e nebuloso, erano più che altro messaggi immagini, non c'erano Messaggi cose- della serie, ma sei tu questa? Possiamo farli vedere in telecamera o alle 14, alle 15:35 No, non è perché il caso? sono messaggi di cui parlo. No, magari sai, ha detto immagini, qualche fan particolarmente ardente e focoso le ha mandato foto particolarmente particolari. Sì, anche delle citazioni del mio famoso libro, quindi non si può assolutamente... Ecco, allora facci una... Cioè, Lo minimo, cosa faccio? una citazione del tuo libro, una, così, un aforisma. Un'embolia. Bene. Minimo. Minimo. Guardala. Se una sera ti trovassi, poi continuare. Bene, qui siamo alla prima puntata, Maurizio. Siamo alla prima puntata con Sara P, detta Silvia, detta vabbè. Se una sera ti trovassi, secondo me era per te, Maurizio. Sono qua, pronto. Ecco. Ma è pomeriggio. C'è un grande dirigente sportivo, un ottimo avvocato, cosa vuoi di più dalla vita? Gemma? È un fan di Leonora, ad esempio, che dice sexy la presentatrice. Cioè, Dennis ancora non ha... Ci hai provato tutto l'anno scorso e ancora non hai imparato il nome di Leonora. Sono anellata. Ma quando pure, inizia guarda. Uomini e Donne? Quando Uomini e donne la seconda ora, dalle La 16 in seconda- poi, vabbè. sai che facciamo la seconda parte con uomini. Arriva anche Maria e siamo perfetti. Allora, nel frattempo... Comunque grazie Dennis, si apprezzano sempre i complimenti. Sì, soprattutto, secondo me da dove c'è Dennis ci sono problemi di ricezione di Telepordenone. No? Si è detto che è molto affascinante, ci sarà, sai che è tipo un puzzle diventa, no? Fa digitale terrestre. GP, siamo in fascia protetta. Allora, se no ti risponderei. Esatto. Allora, tanto mi rispondi sempre su Facebook tu, quindi non è un problema. Ecco, ti scrivo su Facebook allora. Vediamo le partite che al momento hanno il risultato variato per quanto riguarda, siamo più o meno a 3 minuti dalla fine dei primi tempi per quanto riguarda la Serie D, Belluno Tamai 1-0, Dro Venezia Est e Calvinovale. No, GP, mi è arrivato ora un messaggio e mi dice che il risultato del Tamai è 1-1. Adesso proviamo a contattare il nostro È la Giorgio. più forte del Friuli, Quindi il Serie Tamai, D. ecco, Tamai Per ha me- pareggiato. Per me è la molto più bene. forte del Friuli. Secondo l'avvocato il Tamai è la squadra al momento più forte, ma più della Del Triestina. Friuli. Più della Secondo me sì, Triestina anche. secondo me sì. Se compra ancora qualcosa, non so, Cesca ad esempio, diventa una squadra sorpresa del campionato. Sorpresa. Dunque, vediamo appunto, appena ha cominciato a parlare i risultati, subito è cambiato uno, vediamo se cambia già un altro. Belluno Tamai dicevo 1-1,
Il Fontana Fredda sta pareggiando col Montebelluna per 0-0, la Sacilese è sotto con la Luparense San Paolo per 1-0, quindi Sacilese 0, Luparese San Paolo 1. La Triestina, l'Unione Triestina 20-12 sta vincendo con la Liventina per 1-0 e gli amici dell'UFM Monfalcone stanno perdendo a Verona per 1-0 dalla Virtus Vecom. Tutti gli altri risultati ci risultano 0-0. Gemma, ha cambiato Sì, io ho qualcosa? capito ormai, no? Ho capito che Giorgio, se segna l'altra squadra non risponde. Se segna il il Tamai, allora sì, infatti adesso ha risposto, ce l'abbiamo in collegamento. E allora Giorgio, chi ha pareggiato per il Tamai? Paladin su rigore. Paladin su rigore. Allora, solita domanda. Fallo di mano in area. Clamoroso, cioè tutta la vita a rigore. Sempre. Sempre, perfetto, anche perché... Soprattutto se a favore. Ecco, stavo per dire la stessa cosa, ma l'importante è questo, anche perché noi non abbiamo inviati obiettivi, abbiamo gli inviati delle società, quindi per vivere ancora più intensamente, no, i momenti. Com'è fino adesso la partita, questo primo tempo, ormai mancano pochi minuti? Sì, è una bella partita combattuta, comunque si vede che sono le partite di inizio campionato che ancora non funzionano tutti gli schemi bene, ma la squadra è viva, dai. Ci siamo. Ecco, l'avvocato ti invito a portarti vicino qualcosa Con di il solito corbanese. Sì, esatto. No, adesso ti invito a portarti vicino qualcosa di ferroso, di duro, di acciaio, perché l'avvocato Mazzarella ha esclamato: il Tamai è la più forte squadra in Serie D del Friuli Venezia Giulia. Esatto, sì. Esatto, Giorgio Pignazzi conferma. Benissimo. Sì, speriamo, dai. Speriamo, sì. Non bisogna toccare ferro, bisogna toccare qualcos'altro. Esatto, sì, qualcos'altro. Ecco. E nel frattempo, una cosa che ti può interessare, il Venezia, lo squadrone, no, che dovrebbe quest'anno fare piazza pulita, è andato in vantaggio a draw sul draw, quindi draw 0, Venezia 1. Perché se voi vincete a Belluno siete in testa alla classifica col Tamai, col Venezia, per quello ti dicevo, no? Potrebbe interessarti. Sì. Va bene, ma siamo all'inizio, dai, bisogna vedere alla fine cosa... Esatto, perfetto. Noi non puntiamo all'alta classifica. Beh, chissà perché no, Il primo obiettivo è sempre la salvezza. Beh, questo è ovvio, però sai, se strada facendo le cose si mettono bene, perché non provarci? Poi se viene, viene, se non viene pazienza, no? Certo. Benissimo, grazie Giorgio, grazie. Ci sentiamo. Ciao, a più tardi. Allora ribadiamo Belluno Tamai 1-1 con il gol di Corbanese ed il pareggio di... non mi ricordo. Di Paladin sul rigore. Grazie Cleofa, molto gentile. Gli altri risultati variati in Serie D: draw Venezia 0-1, Sacilese Luparense San Paolo 0-1, Triestina Liventina 1-0, Virtus Vecomp UFM Monfalcone 1-0, ricordando che il Fontana Fredda è sempre sullo 0-0 con il Montebelluna, mentre qua in sovraimpressione vedete che il Pordenone, quando mancano 5 minuti più o meno alla fine, più recupero nel primo tempo, sta ancora vincendo. Sopra la tua piazza non c'è nulla, è un po' verso sinistra. Bravo, ecco. Là? Sì, Lì, esatto. ecco. Sopra di me. Sopra di lei, ecco, Sì. ecco. Potrei... Ecco, che bello avere questi collaboratori che ti vogliono bene, ti sostengono durante la trasmissione. Vabbè, ma questo abbiamo di altro... Vercelli passa in vantaggio sul Virtus Lanciano con gol di Gatto. Gatto, non dire evviva. Gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi Provercelli 1 e... Virtus Lanciano Virtus 0. Lanciano 0. Gero. Gemma, perché stavo per dire Gemma, mi sembrava di essere tanto Maurizio Costanzo. Gemma? Sempre più De Filippi. Infatti uomini e donne siamo perfetti, vedi? Avvocato, tu sei il mio difensore di fiducia, devi difendermi ogni No, tanto. è anche il mio adesso, GP. Tu sei per dopo, per Sì, altre certo. cose. Tardi. Tu sei arrivata tanto dopo. Ecco. Scusa, adesso lasciamo stare il fatto che tu sicuramente gli porterai più soldi, perché ti si vede subito, no? Però, avvocato, sempre. chi Per voi- preferisce tra me e lui? Beh, oggi ancora te sempre. Grazie. Più avanti. Ha non si detto sa. oggi ancora te, quindi non montarti la testa. No, nel Livorno senso 3 che per Pescara fortuna... 0 ecco, nel per mentre. fortuna, Io ogni tanto con Livorno ce l'ho. No, Livorno 3, Pescara 0, quindi Pescara, che era una delle squadre di Serie B disegnate per andare direttamente in Serie A, Vabbè, ma è presto. comincia con 3 schiaffioni a Livorno, anche Livorno comunque Beh, Livorno è una delle favorite. è una bella squadra. Ecco, perché noi non parliamo di altre partite in Lega Pro se non quella del Pordenone? Perché c'è solo questa. Se vediamo il cartello delle partite della Lega Pro Girone A, ricordiamo a 18 squadre, non più a 20, eccolo lì, come vedete
spezzatino neanche tanto, no? Perché vabbè, oggi pomeriggio c'è la prima, appunto, Pro Piacenza Pordenone, poi quelle che si giocano oggi alle 17, quelle che si giocano questa sera alle 20:30 e come si parlava prima il Pro Patria che invece giocherà il 16 di settembre in quanto riacciuffato, riammesso, ripescato non so cosa l'altro giorno, no? 3 giorni fa, 4 giorni fa, quindi hanno più tempo per fare anche il calciomercato, per fare ancora mercato a livello di giocatori e come diceva Cleofa, no? Ma questi non hanno ancora pagato. Sì, la fideiussione 400.000 non è ancora versata. Maurizio, quindi non è ancora detto. Mandi tu giù domani qualcosa per il Pro Patria che... La mia ex squadra. Esatto, per quello, sapevo che era la tua squadra, per quello, no? Sì, ma ciclicamente ogni 5 anni fallisce. Ah, ecco, loro hanno il fallimento facile. Fallisce, quindi strano che abbiano accettato, cioè, non lo so perché mi sembra che la società economicamente non stia bene, quindi una fideiussione di 500.000 euro non è proprio, sono proprio bruscolini, quindi sarà pronta sicuramente qualche altra squadra a sostituirla nel caso in cui non depositino la fideiussione. Sarebbe un peccato perché anche Busto Arsizio, attenzione, ha più di 100.000 abitanti, è un grosso centro della Lombardia, ha una tradizione, la Pro Patria ha fatto la Serie A tutti gli anni 50 e la Serie B negli anni 60, quindi è una squadra di tradizioni. Quando sono andato, altro piccolo aneddoto, pensavo che non avesse questa forza, mi ha subito arrivato e ha detto dobbiamo andare alle feste dei club. Questi club ci sono 36 club. 36 club del della Pro Patria, che ricordiamo in che la tutta la storia zona di del Busto Arsizio, provincia di Varese. Fra l'altro andavo a mangiare con Tacconi Stefano, che poi diventò portiere della Juventus, eravamo insieme in appartamento a vivere e andavamo a mangiare sempre dove Bossi ha fondato la Lega Nord. Stiamo parlando 1977-78. Una particolarità, c'era una trattoria fra Legnano e Busto a Castellanza e Bossi stesso nei suoi racconti dice ho fondato la prima volta appunto il partito è nato lì in quella trattoria tra una bella costata e l'altra. Insomma, e quindi è una particolarità. Si era cominciato a mangiare fin da subito, diciamo, fin dalle fondazioni. Diciamo che Bossi è stato travolto dai figli, attenzione. Allora, calcio di punizione importantissimo dai 25 metri, Cleofa? Sì, visto che ha segnato da lì prima. Esatto, sembra la fotocopia del gol del Pordenone, la punizione che sta per battere appunto il Pordenone con è un po' più lontano, Giovanni, se il portiere prende gol da lì è da prenderlo e mandarlo a casa. Ecco, allora ricordiamo che è stato anche ammonito il difensore, il giocatore del Pro Piacenza che ha fatto fallo sull'attaccante del Pordenone, l'arbitro non so se ha messo per terra ancora la schiuma da barba, è molto divertente questa cosa. Eccoci qua, fa la barba all'erba, eccola qua, pronto. Quindi sapete che c'è la regola appunto degli arbitri che per mantenere i 9 metri rotti devono segnare con la schiuma da barba, non è schiuma da barba, la chiamo io. Pederzoli sempre in battuta, mi sembra di sì, cerca ancora col suo sinistro di portare un altro gol a Pordenone, invece no, niente da fare, non era Pederzoli, è partito non so chi, perché non riusciamo a vedere i numeri, comunque pallone che si infrange sulla barriera ed esce in fallo laterale a favore del Pordenone, quindi un Pordenone che insomma sta tenendo bene il campo col Pro Piacenza. Sì, anche se ho visto, abbiamo fatto un 10 minuti, abbiamo ballato qualcosa anche su qualche ripartenza, è una squadra ancora che non ha un'anima in campo, nel centrocampo. Però si vede già, è una squadra che ha personalità rispetto a quella dell'anno scorso. Sì, questa vuole anche andare in attacco. E devo dare appunto un plauso a Tedino anche perché vedo che la mentalità non è più quella difensiva, ma anzi tendono a giocare da metà campo in su, e quindi insomma è di buon auspicio, però ancora ne devono passare di acqua sotto i ponti per poter parlare di un campionato tranquillo. Sì, anche perché è una squadra nuovissima, quindi qualcosa non li riesce. Comunque sì, ma però pensando che sono 11 su 11 nuovi, diciamo che ha già raggiunto un buon grado di cosiddetta amalgama. Altro aneddoto, il presidente del Catania, Massimino, direttore sportivo, gli dice: Presidente, manca l'amalgama. E dove gioca sto giocatore? Vai a comprarmelo subito. Sì. Ma quello era Massimino, un personaggio. Il Perugia passa in vantaggio contro il Como. Ecco.
Quindi Scuffet, primo gol in Serie B. Non è... Anche lì quella di Non è in Scuffet è campo. incredibile. Non è in campo Scuffet? Non è in campo Scuffet. Sì, Non è gioca neanche a incredibile, ha rinunciato ad andare all'Atletico Madrid l'anno scorso, gli davano una barca di soldi, non lo so. Doveva- Adesso è finito a Como. Sì, ed è in panchina. O Ed meglio, è- non sta- No, non sta no, giocando. non proprio non me lo nomina nelle formazioni, neanche tra quelli a può disposizione. essere che sia... Ah sì, una nuova regola invece in Serie C che possono, come la Serie A e la Serie B, portarsi 12 giocatori in panchina. Quindi tutta la Tutta la rosa rosa in quasi panchina. del Pordenone è quasi tutta in panchina. Bene. A Piacenza si gioca ancora, siamo agli sgoccioli, in questo momento è il 45esimo e infatti l'arbitro puntualissimo, anzi 2 secondi in anticipo, fischia la fine del primo tempo, quindi Piacenza 0, come vedete qui sopra, no, là sopra, Qua sopra. qua sopra, e Pordenone 1, Gemma. No, volevo salutare Dennis che è sempre tanto carino perché era prima sexy la presentatrice, poi stupende le ospiti Vabbè. e poi ha aggiunto Eleonora ti porterei fuori a cena. Inizia. Oh, ecco. Inizia. A proposito di cena, a me è venuto anche Un po' di fame? sì, per voglia di pizza. Hai voglia di pizza? Sì. Non so, era così per Lucrezia, dire, sai fare la pizza? Non hai mai provato a fare la pizza? Silvia Sarapio, come diavolo ti chiami? Sai fare la pizza? Sì, io so cucinare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, quindi è una donna da sposare. Sì. Donna da sposare che non ha fidanzato? No. Non hai fidanzato? È un ingegnere, mi sembra. Sei ingegnere? Più o meno. Oltre che, più o meno cosa vuol dire? Architetto, geometra, cioè... No, non dire architetto che... No, perché nelle note tue mi dicevano che sei ingegnere, è vero? O è lei che è sì, sempre però venuta... non ho, cioè nel senso non ho l'esame di Stato, per cui Però sono ingegnere. hai la laurea in ingegneria. Sì, quella ce l'ho. Beh, forse è meglio che non È costata un po', però... Ah, ok. Sei andata in Albania anche tu a prenderlo. Ecco il gol. Ecco il gol. Ecco il gol. Bello. Beh, l'avevamo visto questo. Bello, sì. Ah no, non l'avevamo visto. No, perché no, era bloccato. Era bloccato, eccetera. Cristina secondo me sul cucinare... Sai fare la pizza? La pizza no, ma molti dolci. Molti dolci sì. La pizza no. Anna, sai fare la pizza? L'ho fatta l'altro giorno. L'ha fatta l'altro giorno. Quindi se Anna sa fare la pizza, Luca non gliene frega niente di saperla fare perché gliela fa Anna. No, perché l'ho fatta io. No, non è vero. Ecco. Allora, il primo litigio dopo, questa è la quarta partecipazione o terza vostra, il primo litigio tra Ma perché questa Luca, bella coppia. secondo me, è preoccupato da prima di quello che ha detto Gemma, quindi sta ancora rimuginando su... Cosa ha detto Gemma? Che non lo guarda più con lo sguardo intenso. Vedi che tu sei attenta, lui ormai è vecchio, cioè veramente, vecchio. ma vecchio dentro intendo. Allora, da quest'anno, una volta al mese, c'è una nuova rubrichetta, così ci insegnano a fare la pizza, ovvero sia la pizza del mese dei nostri amici dal buon gustaio di Azzano San Stino e Fiume Veneto. Con noi c'è Alberto Caramutta, che è il titolare, oltre a essere anche un grandissimo pizzaiolo e cuoco. Io, sai cosa faccio? Me ne vado ad Azzano. Va bene. Vado dal buon gustaio, adesso ti faccio Porta vedere. qualcosa però. Porto sulla pizza ovviamente. Ci vediamo subito. Quindi? Metti a posto? Sì. Sistema, preparo per aprire. Per aprire. Siamo al buon gustaio, in questo caso nella sede di Azzano Decimo. Siamo con Alberto, che è il titolare, nonché un nostro grande amico da sempre con noi, con l'altra domenica, per presentarvi la pizza del mese. Sì, questo mese faremo una pizza un po' particolare, adesso vedrete gli ingredienti. Esatto, anche perché a me piace farmi la pizza a casa, solo che io faccio veramente delle pizze. Sì. Nel senso delle pizze, delle schifezze, no? Dunque, pizza del mese, di cosa si tratta questo mese di settembre, ricordiamolo? Sì, allora questo mese è una pizza bianca con mozzarella, del gorgonzola, un po' piccantino, e poi a fine cottura ci vanno degli ingredienti particolari che dopo vedremo. Benissimo, allora intanto vediamo la preparazione della pizza di un professionista. Come dicevo, io me le faccio a casa, ma vengono delle pizze. Questa è una pizza bianca, però io sai cosa mi succede? A me piace tanto il pomodoro, però quando metto il pomodoro poi la pasta viene una porcheria sotto, quindi bisogna mettere poco pomodoro per le pizze col pomodoro. Sì, un poco pomodoro e soprattutto che sia un buon pomodoro, che non ci sia tanta acqua dentro perché altrimenti viene una porcheria. Sì, esatto. E la mozzarella la stessa cosa poi, no? Perché anche la mozzarella dà fuori l'acqua, quindi... Esatto, deve essere una mozzarella per pizza, e sarebbe indicata la mozzarella proprio quella che vendono per pizza, sì. Benissimo, allora abbiamo messo la mozzarella, prossimo ingrediente. Piccolo dietro, gorgonzola, eccoci qua. Gorgonzola, quindi per gli amanti del pizza e ai formaggi questa.
Sì, come dicevo un po' particolare, non è una pizza che sicuramente piace a tutti perché incontra dei gusti salati con dei gusti dolci, però è una buona pizza. Quindi mozzarella gorgonzola, prossimo ingrediente, lo vediamo subito. Basta? Non c'è, adesso mettiamo in forno e cuociamo la pizza. Ok, intanto così e poi vedremo la sorpresa più tardi, via. Ok, sfornata la pizza che ripetiamo, siamo partiti dalla base della pizza bianca con la mozzarella e gorgonzola. Esatto, sì. Adesso Gli ingredienti segreti. gli ingredienti segreti, sì, che è una salsa di pere e zenzero che ha un gusto un po' dolce ma allo stesso tempo un po' salato e poi lo saliamo un po' con grasso di aceto balsamico. Bene, vediamo come fai, così anche gli amici a casa possono imparare. Vediamo, vedete? Divertente, non ho mai a parte che c'è un detto, no? In Friuli, quel formaggio che ci va alla marmellata. Esatto, sì, proprio per quello. Sì, che ci sono degli abbinamenti di formaggio con delle marmellate o delle salse tipo queste, che non sono proprio delle vere marmellate, e con dei formaggi vanno abbinati con dei formaggi particolari. Quindi come vedete proprio delle gocce, no? Sì. Vai là sulla pizza. Adesso il tocco del maestro, voglio proprio vedere adesso, con questa è aceto balsamico in glassa, vero? Sì. La pizza sembra un dolce. No, non è proprio un dolce. È dolce e salato. Dolce e salato, sì. Questa pizza si chiama, ha un nome? No, pizza del mese. Pizza del mese. Ogni mese facciamo una pizza particolare per far assaggiare ai clienti Certo. i gusti particolari del mese. Ricerche, diciamo, gastronomiche e culinarie anche sulla pizza. Esatto, sì. Ricordiamo allora Buon Gustaio ad Azzano Decimo, a Fiume Veneto e a San Stino di Divenza e prossimamente tante novità anche. Sì. Me l'ha appena detto là fuori. Ci vediamo il mese prossimo con Alberto qui al Buon Gustaio. Ciao a tutti, a dopo. È cattiveria però per me farmi vedere pizza, i pasticcini, cioè Pizza, insomma. Sì. È una pizza particolare, una pizza del mese. La pizza è marinara e margherita. Appunto. Vabbè, questa è uscita un po' dagli schemi, no? Voglio dire, sì, è una cosa particolare che potete provare a fare a casa, ovviamente. Nessuno vi dirà mai come fa l'impasto della pizza, perché quello è il segreto, mi diceva, dei pizzaioli. Io gli ho detto, ma perché non ci spieghi anche come si fa l'impasto, la pasta? No. Quello è un segreto. E io lo saprò invece Comunque- perché c'è il nostro Enrico che è da 2 anni che me la smena che lui fa le pizze a casa e 2 anni che gli chiedo fammela assaggiare, che a me, come l'avvocato, io e lui siamo anime gemelli, e l'avvocato ci piace il sole, ci piace la pizza quella semplice, no? Ecco, basilare. Ma Enrico non la porta mai, ci si fa a desiderare, però adesso mi faccio spiegare anche il segreto dell'impasto. Dell'impasto. E non te lo dico. Un attimo, perché Venezia raddoppia col draw, ovviamente a fine primo tempo, quindi a noi arrivano leggermente in ritardo i aggiornamenti, quindi draw 0, Venezia 2. Un'altra cosa, da noi nel Friuli in pochi posti si mangia la vera pizza napoletana, perché qua si usa quella fina, diciamo che viene chiamata la romana, mentre la pizza vera napoletana deve essere alta sui bordi, soffice, morbida, con la mozzarella a fior di latte, non quella industriale. E naturalmente non messa a tonnellate sopra, aveva messo soltanto un po' di... Questa è la vera pizza. Tutto il resto sono derivazioni del nord che ho da Roma, che la vogliono sottile e croccante, ma la vera pizza napoletana non è quella. Allora, la prossima volta, Gemma, la prossima volta la pizza del mese se la propone l'avvocato Mazzarella. Sì, la propongo io, vi dico dove andare a mangiare. No, andiamo in studio da lui, gli portiamo tutto il necessario, no, forno, eccetera, e dallo studio dell'avvocato Mazzarella la pizza del mese. No, vi dico dove andare a mangiarla così pagano la pubblicità. Ma no, è più bello se ce la fai tu, scusa, vuoi mettere l'avvocato Mazzarella che si fa la pizza. la soddisfazione, no? Allora, Io sono bravo in cucina. Ricapitoliamo la Serie D, ricordiamo, tanto di sovraimpressione, il Pordenone in vantaggio a Piacenza col Pro Piacenza per 1-0, ricordiamo che è la prima partita della prima giornata della Lega Pro Girone A, tutte le altre giocano alle 17, 2 stasera alle 20:30 e una non si sa, forse alle 16 se il Pro Padre si iscrive, vabbè, la buffonata della Lega Pro questa.
Andiamo a vedere i primi tempi per quanto riguarda la Serie D, Girone C, prima giornata, Belluno Tamai 1-1, Dro Venezia 0-2, Este Calvino Ale, Fontana Fredda Montebelluna, Giorgione Abano Calcio, la Fenadora Campodarsego, tutte 0-0, anche Mestre Ledico Terme 0-0, Sacinese Luparense San Paolo 0-1, Unione Triestina Liventina, scusatemi, 1-0, e Virtus Vecco Unione Fincantieri Monfalcone, ossia UFM Monfalcone 1-0. Cosa? Cioè mezz'ora per dire i nomi delle squadre. Ma chi inventa? No, scusi, allora, l'esperto di calcio è l'avvocato Mazzarella. Adesso mi dica come inventano i nomi no, delle squadre. In Serie D non è solo legato al nome della cosa, si può aggiungere anche può dare fantasia. Nella Serie A Juve Milan, Roma Inter, cioè no, veloci. no, ma in Serie D si possono aggiungere sigle, anche addirittura il nome dello sponsor, come nel basket. Potrebbe essere utilizzato il nome dello sponsor. L'anno scorso la squadra di Belluno veniva messa con lo sponsor, quest'anno non so perché non ce l'ha. L'anno scorso ce l'aveva. Sì. Ecco. Avete lo sponsor voi due ragazzi? Biasin. Ti salutiamo, ciao Denis. Grazie anche a Denis Biasin e alla nuova Zano Musica, la NAM, che voi siete qui, ecco, ricordiamo anche loro. Quindi nel vostro momento cosa ci... sempre all'improvviso, lo sapete, no? Dai, veloci che voi siete giovani, non vedi come me. Cosa ci cantate? Me and Bobby McGee. Janis Joplin. Via. Allora, è ancora viva Janis Joplin? No. No. Ah, ecco no. Tu non eri neanche nata quando lei ha composto questa canzone. Vedi? Va bene. Anna e Luca, Acoustic Duo. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria? No, volevo solo fare un saluto prima che il nostro computer ci molli, perché è un po' scarico. Adesso vado a metterlo, ha bisogno anche lui di una pausa. Volevo salutare il nostro super inviato speciale, l'ho pensato proprio prima, pensa un po' al nostro Marco di Trieste, che dice: ciao Gemma, un saluto naturalmente da estendere a tutti quanti. Grazie Marco. Grazie mille, grazie Marco. E allora, ci vediamo tra pochissimo perché sarà secondo i tempi per quanto riguarda la Serie D, che dovrebbero essere già cominciati, tra parentesi, e invece a Piacenza nulla si vede sul campo. Questi cominciano con tot di ritardo. Hanno il loro fuso orario. Sì, si vede che a Piacenza c'è qualche minuto di ritardo, no?
Ha cominciato alle 15:10. No, ma gli omini si nessuno stanno neanche muovendo, nelle no? gradinate, sai. No, gli omini si stanno muovendo, I quindi palloni non è ci impallata sono, non è l'immagine. un fermo immagine. Non è un fermo immagine. Benissimo, ci vediamo tra poco. A tra poco. C'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Arzano Decimo. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is Now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Bene, siamo ancora qui, ancora per un'altra ora insieme. Sì, qui più o con meno. te al mio fianco. Che bello. Ah, Bello. a proposito, nel frattempo c'è una punizione, la seguiamo perché è proprio Piacenza in attacco, prima azione della partita, credo. Piacenza che batte dalla sinistra di Tomei. Tomei che a pugni, la palla comunque era sulla linea di porta, prima a pugni la alza in area di rigore e poi la va a catturare. Cleo, tu che sei esperto, non però una... no? Alzarla a pugni così, ecco, No. vediamo il replay. Perché se dice un difensore che invece gli fanno il blocco, l'attaccante del proprio Piacenza, è un po' pericolosa come uscita. Però ti dico, bisogna avere personalità, non prendersela subito dopo. Non Sì, è mica quello facile. sì. Sì, beh, Tomei insomma ha un po' di esperienza, non è proprio di primo Beh. pelo per quanto riguarda la Lega Pro, no? Come portieri siamo abbastanza coperti una volta che torna Tareri, perché Sì. abbiamo due portieri di buona qualità per la categoria. È una squadra ancora che ha voglia di fare, si vede, però che ha bisogno ancora di giocare tanto insieme, perché ci sono momenti proprio anche in uscita con la palla Che si perdono un po'. però è una squadra nuova, come si diceva con Maurizio, è una squadra completamente nuova. Comunque
l'atteggiamento tattico, come si suol dire, Maurizio, l'avvocato. No, non mi è dispiaciuto, il primo tempo ha dimostrato personalità, ha giocato, ha fatto la sua partita, quindi meglio di quello. Adesso bisogna vedere che magari fisicamente negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti non calino fisicamente, allora sai, quando vengono meno le forze rischi di prendere gol, di perdere le partite. Bisogna vedere chi sta meglio fisicamente anche. Tomei in uscita, agguanta la palla su un attaccante del proprio Piacenza che ti ho detto, gli fa fallo, ma... quest'anno non giocano 8 contro 11, non vorrei essere martellante, ma l'anno scorso per 13-14 partite continuavo a dire giocate 11 contro 11 e non perderete più, e così è stato. Quest'anno insomma te la giochi alla pari, poi vinci, perdi, pareggi. E senza nomi che purtroppo... No, ma non c'entra. Erano dei ragazzi anche. Ragazzi interessanti, ma non erano ancora pronti per la categoria. E io mica dico che non erano pronti per la categoria. Per prendere qualche soldo in più la squadra è retrocessa, perché non dobbiamo nasconderci che la squadra è retrocessa. Ed è retrocessa non per il girone di ritorno, quando è arrivato Rossito, quando è stata completata la rosa, ma per il girone d'andata, perché si è voluto insistere su giocatori che non erano di categoria. Certo. Cosa che mi sembra adesso non avvenga. Sì, anche se davanti forse. Poi teniamo presente qualcosa in più. Sì, davanti ci vogliono. Questo Deccenco qua è interessante, è un gran fisico, prende le botte, però dovrebbe avere un'altra punta vicino a lui, perché stanno giocando a 3 davanti, quindi i 2 sono larghi. Secondo me, se vicino a Deccenco gli metti un trottolino forte che può andare in gol, o uno che comunque può fare la seconda, cioè lui dovrebbe prendere le botte per quell'altro e l'altro andare dentro a far gol, è chiaro che così fa fatica perché è un po' macchinoso e da solo là davanti. Ecco, ci sta tenendo sul palla in qualche momento. Tiene sulla palla. Quando siamo in difficoltà a far riposare al momento la squadra dietro. Bene. È una squadra nuova, tutta da scoprire. Vai. Nel frattempo si giochicchia sulla 3/4 Pordenone indietro in questo momento, nella propria 3/4 Pordenone. Si sono scambiati la palla 2 volte in fallo laterale e vabbè. Invece Cristina, visto che parliamo di calcio, se ne va in trasferta in Calabria. Quando te ne vai via? Parto l'8 mattina. L'8 mattina, cioè martedì. Ecco, a che ora? Alle 6. Alle 6 della stazione di Udine? Devo essere già là, sì. Ecco, allora mi raccomando amici, soprattutto con la I, tutti alle 6 di mattina, martedì prossimo, a salutare. Attenta che ti ritroverai Gippi sotto con un mazzo di fiori, No, al limite mi fermo, siccome il treno passa sicuramente per Pordenone, la saluto da lì, dopo 20 minuti la saluto da Pordenone. Così dormi anche di più. Ma tu sei mattiniero, sì, quindi non è un problema. Sì, non è un problema. Vuol dire, arrivare a 1 alle 5, alle 6 vuol dire svegliarsi a Pordenone alle 4:30, tra una roba e l'altra. Però insomma, non sarebbe un problema. E tu vai giù con 2 fasce? Oh, sì, sempre per modo spettacolo. Sì. Vado per lo spettacolo. Ma quindi tu uscirai 2 volte e non una? No. Esci una, cioè non è 2 is meglio di one, no, in questo caso non ha la doppia opzione, la doppia possibilità. No, perché chiedo, siccome so che hai vinto 2 fasce, per quello chiedevo se magari quando... partecipo per sono un concorso, ovviamente per modo spettacolo. Ricordiamo l'agenzia Elaston Models di Fabrizio Stoffi che salutiamo. Ciao Fabri. E buon pomeriggio anche a lui, a Fabrizio se ci guarda. Allora, dove hai vinto queste 2 fasce? In che occasioni? Allora, questa che ho addosso l'ho vinta praticamente a Pradamano, era una sagra del peperoncino piccante, ancora il 19 luglio. Una roba per Maurizio. Sì. Non ci sei andato, ti sei perso la Cristina, tante altre belle ragazze e il peperoncino piccante. Senza nulla togliere alle belle ragazze, però il peperoncino piccante ci sta. Ha il suo perché, sì. E l'altra fascia? L'altra fascia l'ho vinta a Miss Cinema, che era, mi pare, Taipana, sì, se non sbaglio. Taipana? Sì. Un bellissimo paesino, sì, dove si parla l'italiano in maniera difficile, no? Perché lì parlano un friulano. Sono verso il confine, quindi sì, esatto, è uno dei paesi al confine con la Slovenia, mi sembra di ricordare. Era ancora brutta serata, un po' piovosa, c'è tipo 17 gradi, sfilare in costume. Non era per temprare. Cristina porterà una coreografia di Lady Gaga. Di Lady Gaga. Imito Lady Gaga. Ma con parruccona, proprio, diciamo, fai il cosplay di Lady Gaga. Bene. Con 3 canzoni, faccio un remix di canzoni e ovviamente il playback o canti da... no, non puoi ballare. No, non canto, cioè soltanto ballo. Ecco, balli e se basta. no era già pronta per Mediaset direttamente, ma sai, la spedivamo
può essere tutto, no? Se magari lei si preparava, perché poi Già avrò difficoltà perché allora tra la parrucca e il boa, che ci ho voluto mettere anche un bel boa fucsia e... Pensavo al serpente boa. il famoso boa fucsia che ci sta sempre. Io ho visto la Anna più volte passare per la strada Poi destra ci con voglio il boa aggiungere fucsia anche gli intorno al occhiali. collo, vero? Scusa Cristina. Poi ci voglio aggiungere anche gli occhiali, quindi direi che occhiali. basta. Ma gli occhiali ovviamente quelli da sole, quindi non Sì. vedrai una cippa di niente. È anche la, se ste- sei... è la stessa cosa che le ho detto io. ma- Esatto, va benissimo. Bene, allora, cosa succede a Piacenza? Io non so perché dico a Pordenone, a Piacenza, di Piacenza in avanti in questo momento. Bellissima la chiusura e con un fallo ricevuto, tra parentesi, dal difensore del Pordenone che l'arbitro ha visto molto bene. Cleofa, cosa succede a Piacenza? La partita è equilibrata, adesso si giochicchia in mezzo al campo con vari errori anche, quindi bene adesso per Pordenone. Diciamo che si stanno un po' prendendo tempo, no Maurizio? Forse Sì. si stanno un po' rifiatando. Sai, te l'ho detto, è una partita equilibratissima, quindi era previsto un pareggio, gli scommettitori parlavano di pareggio, gli scommettitori, naturalmente sto parlando di quelli del bar posta, Sì, dei certo. nostri amici. Non- eccetera. oggi non siamo E andati a vedere le quote. c'è sì. chi ha messo anche X2. X2. Sì. Beh, però diciamo che in questo momento effettivamente il proprio Piacenza sta un po' prendendo il sopravvento sul Pordenone, perché è Sì, da un però azioni proprio pericolosissime non ne ho viste. Arrivano a tre quarti campo e poi si fermano, sì, no? Almeno fino adesso. Cioè, Diciamo che- la squadra, cioè i quattro dietro si stanno muovendo bene e anche i tre centrocampisti. Sì, quindi, sto vedendo infatti che raddoppiano sì, sempre. quindi pericoli proprio da dire grande occasione da gol non ne ho viste da parte del Piacenza e neanche del Pordenone veramente. C'è stato quel calcio di punizione iniziale e 1-0. Però partita, come diceva l'amico Cleofa, da X fino a questo momento. Ma anche, a volte anche vincere senza avere merito a me va bene. Ah, no, sempre. perfetto. L'importante è portarla a casa. L'importante è il risultato. E via. visto questa grande È meglio frase perdere o vincere, che sono riuscito a Catalano. dire, Silvia adesso ci porta avanti con la prima hai detto una frase, no? No, ma no. Storica, hai detto e questo è solo l'inizio. Quindi adesso tu prosegui. Ma io non posso mica dire tutto perché sennò nessuno me lo compra questo libro, cioè io tengo Ma un libro famiglia, ho non è tre fatto- ma gatti, tu sei il primo libro fatto di una pagina e stampata solo da un lato? sono molte immagini. Perché usi molte immagini. Eh sì, così è più esemplificativo, diciamo, nei concetti che vuole Il no, titolo- raggiungere. Il titolo non ce l'hai detto, mi sembra. Non lo so. È work in progress il titolo, più avanti. Cioè lei non sapeva neanche di star scrivendo un libro finché non si è seduta qui. Bene, ma questo è importante. Ma tutto uscito dagli sms. Nel frattempo il Pordenone in avanti, un'occasione sulla sinistra, però la palla purtroppo viene... no, era un tiro o un cross? Non ho capito. Era un cross. Ha salvato il cross, via Silvia. Vedi, ti sei salvata. Che bello il calcio. Che bello il calcio. A proposito, di che squadra sei amante? No, io non proprio sono. Calcio no. Ma lo sport in generale. Ho capito. Il calcio... Ah, era corner, scusate, mi sono sbagliato, non l'avevo visto, era stato deviato il cross dell'attaccante del Pordenone. Seguiamo il calcio d'angolo, calcio dalla destra del portiere, cross in mezzo, vediamo se arriva qualcuno, peccato, ci arriva il difensore mi sembra del proprio Piacenza, no, ci è Fallo. arrivato un attaccante del Pordenone, la palla. Era fallo. Fallo. Era fallo? Sì, sì. Comunque la palla era uscita. Ok, non ti piace il calcio, i calciatori? Beh, i calciatori, dai, qualcosina in più, insomma. Sì. In caso, cioè se... Quindi guarda se il sei- calcio. No, Quindi guarda il calcio. Lei guarda No, il calcio. io sono arrivata a un'età che non si butta via niente, quindi va benissimo. Va benissimo. Non si allora, visto che è arrivata una certa età, se vediamo qualche foto di Silvia Sarapì, eccetera, eccetera, ecco, questa è una frase, cioè questa è una foto, nel frattempo stavi pensando a una frase del libro. Questo è il tuo sguardo, diciamo Sto così. scrivendo, In bravo. Ungheria questi giorni così. In Sì, quando i tatuano. ecco. E invece qua è una foto Chiedo. molto artistica, raccontaci dove eri qua. Non si ricorda neanche lei, va benissimo. E qua invece una bella... Ma chi è il fornitore di Lei, è stata lei, una volta tanto Il non è, profilo Facebook. non è colpa mia le foto di Silvia, è colpa di... questa è qua che ci rendiamo conto della donna decrepita che è Silvia, guardatela, veramente, non so se si può far vedere a quest'ora Gemma la Silvia così, perché veramente
una cosa... Ma sai che a parte il fatto che sono tutte molto belle, lei ha un viso poi tra l'altro molto espressivo, la stavo guardando nel monitor quando sorride, veramente Sì. il fisico voglio dire passa al secondo piano, no? Sì, appunto, passano gli anni, passa il fisico, però il viso Ma effettivamente no, il rimane. secondo piano è il fatto che ha un viso così bello e espressivo che uno guarda più il viso. No, ma secondo te una può andare in giro alla sua età in quelle condizioni lì? Alla Cioè, sua età cosa? Sei tu ha detto l'unico lei, che ha ha detto un'età lei che alla sua età, inaffrontabile. ha detto lei che alla sua età non si butta Non via si butta niente, più non via nulla. non l'ho detto io, devo dire molto bello. Ma lei lo dice perché è simpatica. Ah, io pensavo fosse seria, perché fino adesso è sempre stata seria. E dov'eri qua in questa foto? Anche qua non ti ricordi niente benissimo. Non ce lo Sono un ricordiamo. po' spiazzata da ste foto perché... C'è un palo dietro che non vorrei No, approfondire. non esageriamo. È un palo della luce. Vero avvocato e Luca? Stanno ridendo sotto i baffi che non hanno. Ero presente anch'io, faceva parte della struttura. Ho capito, le due signorine escono insieme e vanno vanno in quei locali dove ci sono i pali. No. No. Non lo so, hai detto che eri con lei, c'era un palo, chiaramente si sa Non cosa è- serve. no. No, scusa, cos'è? Eravamo, Allora, non dirmi che quel palo si trova in una chiesa, non ne ho mai visti. veramente l'hanno usato degli uomini, sappilo. Avvocato, come sono cambiati i tempi? Ormai È una sfilata che quest'anno ha Uno- fatto anche Cristina e può assicurare che quel palo viene utilizzato dagli uomini. Però di Cristina, Dagli uomini come porta? a proposito guardare avanti, A proposito di uomini, ho sentito il ministro Boschi che diceva che il governo, il loro governo, ha fatto passare finalmente la legge che riguardava i gay, le coppie. pensavo alla liberalizzazione dei pali. No. È proprio i pali, mi è venuto pensando. Delle ai pali. traverse. Anche quello. Sì, vabbè. Anche perché palo e traversa fanno il 90 gradi. No, È arrivato un messaggio, forse inerente a... Penso che i pensionati a 500 euro siano contenti Sì, penso perché è anch'io. passata questa legge. Prego Gemma. Un messaggio forse inerente ai... Si parla di boa prima. E Sì, comunque parlavamo questo- dell'Anna che gira per la strada Ecco, col questo buono. messaggio dice così, forza Ramarri. Dai che vinciamo fino alla fine, forza, forza Pordenone. C'entrava col boa o... No, non credo. Il ramarro? Il ramarro è un ranocchio. Appunto, Cioè, si parla... la lana. Aiuto. Sì, ma si parla di animali. Ma Sì, scusa, vabbè. fermati, Ma chi Gemma. sono i ramarri, scusa? Fermati, Gemma. Pordenone. Io sapevo che il 6 settembre era troppo presto per cominciare la trasmissione e questi sono gli effetti sulla Gemma, ad esempio. no? Fermati, Ecco. Gemma. Rilassati. Allora, ad est c'è un botta e risposta tra est e Calvinoale, est 1, Calvinoale 1. E allora andiamo a riassumere quando siamo più o meno al 25esimo dei secondi tempi della Serie D i risultati di questa prima partita di campionato, appunto. Belluno Tavai 1-1, Dro Venezia 0-2, Este Calvinoale 1-1, Fontana Fredda Montebelluna 0-0, Giorgione Abano Calcio, la Fenadora Campodarsego e Mestre Levico Terme 0-0, Sacilese Luparense San Paolo 0-1, Union Triestina 2012 Diventina 1-0 e Virtus Vecom UFM Monfalcone purtroppo ancora 1-0. Il Questo Vicenza passa in vantaggio a Modena. questa è una bella notizia per gli amici che ci seguono da Vicenza, quindi il Vicenza che va a vincere, che va a segnare la prima rete nella prima partita della Serie D appunto a Modena. Modena è sempre un campo molto ostico. Invece Lucrezia vai anche tu in Calabria, mi sembra. Perché, ma qua a settembre va tutta in Calabria, dobbiamo andarci anche io, te Maurizio. Fino al 12. Rimaniamo io e Silvia a condurre. Andiamo fino al 12 possiamo andare via, Maurizio. Ma io purtroppo vado nei tribunali di Calabria, purtroppo. Vabbè, facciamo come hai fatto a Trieste quest'estate, ti porto in tribunale, ti Esatto, aspetto fuori e poi ce ne andiamo ce via io e andiamo te. ad Abbazia. E poi ce ne andiamo ad Abbazia. GP, lasciaci lo studio tranquillamente. Ah, vedere- guarda, ti do anche le chiavi, sono in macchina. Allora, Lo trovi nel frattempo in c'è una occasi. sostituzione a Piacenza, cambio per quanto riguarda il Pordenone proprio, vediamo se ci dicono chi esce, non ci dicono nulla. Noi purtroppo non abbiamo le formazioni, comunque prima sostituzione per quanto riguarda il Pordenone, mister Tedino ai bordi dell'area tecnica, come si chiama adesso, che dà istruzioni, e Decenco che va a prendere palla in attacco e purtroppo sbaglia il passaggio. Dunque dicevamo, anche tu vai in Calabria, perché è più bello il sole della Calabria o ha qualche riferimento con Cristina? Bene, sì, Andiamo qualche... insieme. sì. Andate via insieme? Quindi No, non andiamo via insieme. no, perché tu parti alle Io parto alle 6 di sera. 6 di sera da Pordenone
No, da Treviso. Da Treviso. Allora, ricordiamo, ore 6 di mattina ad Udine per quanto riguarda Cristina, in stazione dei treni, il treno che andrà a Roma. Vado fino a Roma, sì, e poi da Roma Perfetto, per sapere il binario dove venire a prenderti. E invece per quanto riguarda Lucrezia, stazione centrale di Treviso, e tu fai anche tu la tratta fino a Roma, ovviamente. No, io vado in aereo. Lei va in aereo, quindi per lei bisogna andare all'aeroporto, è più un casino, perché lì c'è il check-in, eccetera, eccetera. Controllo di sicurezza, Controllo di poi sicurezza. ti vedono in faccia, GP di sicuro non ti fanno passare. Assolutamente, perché c'è anche adesso c'è lo screen Lo screen, che certo. controllano tutto, perfetto. e lì noi maschietti facciamo delle figure veramente da cioccolataio, soprattutto quando a visionare lo schermo c'è una signora in divisa, non un signore, perché vedono anche quello. Gemma? Abbiamo il telefono, purtroppo. Lo so, Maurizio Mazzoni, gli ho detto No, Maurizio, ma gli ho dai. risposto così, gli ho detto Maurizio, che bello, non ti ho pensato, non ti ho sentito per tutto questo tempo, e lui mi ha detto, indovina un po', perché l'ho chiamato Mazzon, ovviamente ha segnato un'altra squadra, ho detto allora potevi anche non chiamare, invece non è vero, perché è sempre una gioia sentirlo, Maurizio Mazzon. E allora Maurizio, cosa succede a Fontana Fredda? Succede che il Montebello è andato in vantaggio su uno splendido gol dell'esterno alto che hanno loro nel 1998, ha stoppato una bella palla alla limite dell'area e l'interno l'ha messa sul set dalla parte opposta. Grandissimo gol per un ragazzino così giovane, insomma, penso alla prima apparizione in prima squadra, perché nel 98 insomma, Certo. penso che abbia giocato un po' di partita. Ma in questo... Diciamo che fino adesso forse ha meritato un po' di più il Montebelluna, ha preso una traversa con il numero 10 Ghisinoni, Sì. e ha avuto un po' di supremazia territoriale, però diciamo che 30 secondi prima del gol c'è stata un'azione nell'area del Montebelluna che di fronte alla Fredda ha contestato parecchio tempo per un fallo di mani che l'arbitro non ha visto e quindi non ha decretato il calcio di rigore. Sulla ripartenza il Montebelluna ha fatto gol. Bene, manca più o meno un quarto d'ora, vero, alla fine della partita, più recupero? Anche di più, manca 25 minuti. Bene, bene, allora speriamo di una reazione immediata della squadra rossonera, speriamo veramente... Sì, adesso è entrato Moras che era assente perché ha il posto di una botta rimediata di un amichevole, adesso entrerà anche Zambon, speriamo che con l'entrata in campo dei due attaccanti, tra parentesi titolari, possano risolvere il tutto. Bene, Maurizio, io ti ringrazio e spero di sentirti al più presto per altre notizie di un altro tenore. Ok, d'accordo. grazie, a più tardi, grazie. È brutto sentire gli amici che vanno sotto, ma abbiamo sentito che manca 25 minuti più i tempi di recupero, mentre Cleo fa com'è a Piacenza? Si è rimesso anche a giocare in avanti, sta facendo benino, insomma, non è male. Secondo me se vanno avanti così si portano a casa. L'avvocato? Bene. Bene. Stanno giocando con ripeto, stanno tenendo in mano la partita, stanno addirittura attaccando, cose che l'anno scorso Forse su è calato 1-0 un po' non si era fisicamente mai... il Propiacenza dopo Sì, lo sì, sprint infatti iniziale, si sono no? tirati un po' indietro. Dietro loro mi sì. pare E che sono anche in difficoltà. Dietro sono in difficoltà, mancano due giocatori importanti dietro. Pordenone sta tenendo palla, sta facendo la sua partita, quindi bene direi come impatto, come prima di campionato. Se avesse un uomo davanti di un certo livello Sarebbe gli avrebbe già fatto male. Sarebbe già finita la partita. Quel famoso centravanti sì, che con la dicevo 15 io, gol, esatto. Sicuramente la partita era finita in questo Certo. momento. Dunque tu Lucrezia ora vai giù in Calabria, per quale, cioè è sempre il suo concorso, ma per quale delle tante fasce che esistono in questo concorso? Io ho vinto al DEP, mi sa, IEP? sì, alla Pertegada. A Pertegada, che è vicino a? Vignano. Benissimo, sei bravissima, sei. Ecco, però lei ha partecipato con noi anche a un tot numero di serate che abbiamo tenuto questa primavera, in giro per i più bei locali della provincia di Pordenone, non solo, anche un paio di serate abbiamo fatto a Lignano tra marzo e maggio, e a parte che essere molto gradevole da vedere sfilare, perché a parte un corso di bellezza, Lucrezia, a parte appunto studiare all'università, fa anche la modella e fa le sfilate di moda. Allora io ho voluto portarti, perché è stata una cosa molto bella, questo pezzettino di sfilata che hai fatto con noi, ovviamente sfilata, che abbiamo girato appunto con le telecamere. C'è Gemma?
Scusa, volevo interromperti perché non riesco a contattare Roby Visintin, ma mi è giunta notizia che purtroppo hanno preso anche il secondo gol, quindi Virtus Vecomp 2, UFM Monfalcone 0. Bene, allora tra un attimo riaggiorniamo i risultati della Serie D, siamo più o meno alla mezz'ora. No, volevo sapere se in regia abbiamo il filmatino che riguarda Lucrezia. In questo caso eravamo in un bellissimo locale che è a Prata, ovvero sia Comela, era anche una bella festa perché tra partito 20 anni. Ecco, vediamo cosa succede anche con il mio intervento, perché lei è una modella speciale, no? Perché a lei non basta sfilare, vedete che è molto elegante. La vedete con che classe sfila, una classe di altri tempi, no? Perché adesso le ragazze camminano abbastanza proprio perfetta. Vediamo cosa succede adesso. Oh, allora, io vorrei, abbessiamo un attimo la musica. Lei è Lucrezia, ha appena compiuto 20 anni e quindi un grandissimo applauso e buon compleanno a Lucrezia. Ecco, tanti auguri Lucrezia, anche perché lei gira col cartellino. Fatti vedere, eccoci qua, col cartellino fuori. Grazie tesoro. Io farei un applauso a Lucrezia perché lei ha detto: scusami, se io devo proporre questi abiti devo anche sapere di chi sono gli abiti. C'era il cartellino dello sponsor, giustamente. Brava Lucrezia, ti sei divertita in quelle serate che abbiamo fatto? Sì, erano divertenti, no? Carine. Abbastanza un po' fuori di testa. L'hai sopportato? Sei riuscita? Beh, ma lei non avevamo grandi contatti perché lei era con la Lorraine, che saluto, ciao Lorraine, e io gestivo altre cose. È un momento che ti ha visto, l'hai massacrata, povera. Ma no, ma era tutto simpatico, non hai visto, non l'ho Ma massacrata. poi hai diffuso la sua età in pubblico, cioè, vabbè che a 20 anni a me si sei può 50, fare. ne ha 20, è giovanissima, Ad esempio Sì. di Luca non possiamo dire l'età perché dimostra molti meno di quelli che ha. Ma scusa GP, Porca miseria. Cioè, povero Luca. Attenzione oggi Pordenone, niente, scusateci, era una bella azione in contropiede del Oggi state Pordenone. massacrando Manca Luca. finalizzatore. Tra Gemma, te, vabbè che c'è fortunata ad avere l'anima. Già l'anima, scusa, almeno quando viene che lo massacriamo un po'. Aspetta, perché dobbiamo fare una cosa, no? Prima mi ha detto, porca miseria GP, speriamo che l'abbia sentito. Allora, attenzione ai proprietari in avanti, per fortuna è cosa. Allora lui si preoccupava che Dennis Biasin abbia sentito che l'abbiamo salutato, Biasin Musical Instruments, nonché NAM Nuova Zona Musica, perché lui deve comprare la testata di un amplificatore. E mi ha detto, speriamo ci abbia sentito, così mi fa lo sconto. Vuoi ripetere l'annuncio? No, scherzavo ovviamente. Ciao Dennis. Dennis, mi raccomando, una mano sul cuore, una sul portafoglio, un giovane ragazzo. No, perché costano un sacco di soldi parenti di strumenti musicali e a questa età riuscire a comprarseli ci sono sempre molti C'è lo sacrifici. sponsor. C'è lo sponsor? Sì. Benissimo, l'importante è che c'è lo sponsor. Allora, visto A me che c'è serve un microfono. Ciao Vabbè. Dennis. A me serve un microfono. Ciao Dennis. Ciao Dennis, a Gemma serve un microfono, ecco. A te serve qualcosa Maurizio da Biasing? No, Per fortuna una fisarmonica. Una fisarmonica che parentesi è esperto in Suonavo la fisarmonica. fisarmonica. Anche Dennis suonava la fisarmonica. Madonna, Suona la fisarmonica, è molto, Il principe dello è molto bravo. Gemma, se hai messaggi? Sì, al volo perché mi collego con il nome Dennis, perché c'era scritto il nostro Dennis e dice, prima diceva Silvia, anch'io sono single, e poi Anna, stai benissimo con la camicia ed hai una voce meravigliosa. Dennis, Anna non la devi toccare perché è fidanzatissimissima. Adesso tu guarda in questa canzone come lei guarda lui. Poi, Quindi io dubito sempre delle donne che girano per Azzano col boa. Fucsia. Siccome la si è vista in giro per Azzano. ah sì? Sì. Il boa Col in boa. momento, non... Ah no, pensavo quello vero. No. Silvia, vedi che venire in trasmissione si raccatta su qualcosa. Adesso fate passare il mio numero di telefono. Ok, perfetto, allora in regia Enrico, tra un po' mettiamo il numero di telefono. Nel frattempo Anna e Luca, Acoustic Duo. Forse. Sì. Se lo facciamo? garden was blessed by the gods of me and you. Hid away to find out ourselves come true. What you waiting for? No, what you waiting for? Come our reasons, these are what we made. Find ourselves some treasure, threw it all away.
ha mangiato il raddoppio, Però, il Pordenone, Giovanni, proprio sulla chiusura di Luca e Alba. Giovanni, però dico una cosa, non ho mai visto, tranne in qualche occasione, buttare via la palla, e questo è un buon segno. Secondo tempo. Non ho visto lanci lunghi della difesa, ho visto sempre più o meno giocare la palla secondo una logica, quindi un bravo Bruno Tedino che gli ha già dato questa impostazione, cioè di giocare sempre la palla. Sì, Perché allora... molto spesso, troppo spesso l'anno scorso si vedevano lanci di 40 metri al cane, io dico, invece giocano la palla, questo secondo è tempo importante. molto di più. Sì, E secondo tempo stanno tenendo la mantenendo palla, bene il campo. possesso palla, giocano, hanno fatto due Molto belle azioni. Bene. Bene, allora buone notizie quando mancano più o meno 15 minuti più il recupero, siamo in ritardo a Piacenza rispetto agli altri campi, invece in Serie D quando mancano più o meno 5 minuti più il recupero la situazione è questa: Belluno Tamai 1-1, Dro Venezia 0-2, Este Calvino Ale 1-1, Fontanafredda Montebelluna 0-1, Giorgione Abano Calcio, La Fenadora Campodarsenico e Mestre Levico Terme 0-0, Sacilese Luparense San Paolo 0-1, Unione Triestina, Liventina 1-0. Per dire questo lasciamo la palla ad Antonello E allora Gherardi. via di corsa al Rocco di Trieste, prego. Al Rocco la Triestina ha raddoppiato 2-0, il gol di pregevole fattura del numero 18 Stefano Santoni, arrivato ieri alla corte della Unione Triestina 2012. Un Santoni che si è fatto trovare al posto giusto grazie a un lancio in profondità di Zubin, Emil Zubin, che a dire la verità sta facendo sportellate a destra e manca, è un po' lento ma la sua presenza in campo si fa sentire. Come qualcuno suggeriva in tribuna, forse la posizione di Zubin dovrebbe essere un po' più avanzata e centrale. Comunque buona partita della Triestina, anche se in realtà si vede che c'è ancora tanto ma tanto lavoro da fare, mentre la Liventina al di là del 2-0 mi è sembrata a centrocampo soprattutto molto quadrata, molto ben organizzata. E adesso un mistero, perché si vede che la Liventina, anzi contando i giocatori della Liventina, sono in 10, il che tradotto significa che qualcuno è stato espulso, ma in realtà nessuno ha visto niente, quindi cercheremo di svelare il mistero. Per il momento Chiedi ai tuoi vicini, no? Se hanno visto qualcosa. chiedo, no, ma infatti sono stati i miei vicini a rendermi partecipe delle loro perplessità, dicendo ma stanno giocando in 10, effettivamente stanno giocando in 10. Cioè, tu ti sei messo a contarli uno per uno, così? Sì. No, Dibi, quando vuoi racconteremo delle vicende societarie, magari prima che finisca la trasmissione. Vediamo perché stiamo seguendo una interessante partita e dopo, se abbiamo un po' di tempo, oggi è una giornata di festa, perché no? Perché è la volevo prima di dirti campionato. ma volevo dirti che nel foyer si sono manifestate due presenze particolari. Una è Fioretti, vi ricorda qualcosa? Sì, Fioretti conosciamo. Perdonaci, ci fermiamo perché c'è stato un pasticciaccio a Piacenza. Vediamo se è rigore. Non riusciamo a capire perché mi sembra che abbia abolito il portiere. Il portiere però è andato sulla palla in maniera abbastanza chiara. Vediamo se ci fanno rivedere. No, invece proprio purtroppo è rigore. Quindi vediamo se Tomei riesce a fare la prima giornata al primo miracolo. Una bruttissima... ma il terzo malinteso tra portiere e Un centrale. bruttissimo movimento della difesa, non si parla, lo dice sì. Maurizio. Mia tua. E allora vediamo pro Piacenza. Non merita pro Piacenza. Non merita, c'è giocato, pronto, partito, si ferma e gol. Forse era anche da ripetere perché si è fermato. Si è fermato un attimo. Vabbè, comunque 1-1. Proprio nel momento in cui il Pordenone aveva in mano la partita. Stava dominando. In cui aveva appena sbagliato il raddoppio, no? E questi erano spariti dal campo perché proprio... Il calcio è così purtroppo. È un brutto, sì, è veramente un peccato, è un brutto peccato dell'Abruzzo. Però anche lì un contropiede, ecco, lì vocabolario Bruno, vario, lì si parlava prima proprio sul fatto che prendere gol in contropiede sarebbe un suicidio tattico. E infatti l'hanno preso in fuori casa, ne abbiamo Vicenza. parlato prima Vicenza. No, proprio prima ne parlavamo. Il modo propositivo di giocare la gara, sempre magari con quindi la c'è voglia il di pro e il raddoppiare, contro si sempre. rischia. Certo. La palla del
su una palla stupida. Ma la palla del 2-0 c'era, il calcio è Sì, così, questo- sbagli. Più di una c'è stata, sono state almeno 2 grosse occasioni ma quella per lì il netta proprio raddoppio. sbagliata. Allora, noi siamo tardi con l'ultima pausa pubblicitaria, quindi la facciamo adesso perché poi andiamo via di fila per i finali della Serie D. Ripetiamo che sono cominciate le partite puntualmente. Mentre invece in Lega Pro, appunto a Piacenza, attenzione perché Piacenza insiste in attacco e copre il numero 3 del Pordenone mettendo in corner, ha appena pareggiato il Pro Piacenza, quindi Pro Piacenza 1, Pordenone 1. Gipi, Sì. un secondo solo, il Perugia raddoppia contro il Como Sì. e Provercelli, Virtus Lanciano passa su 2-1. Bene, ci fermiamo un attimo con il Pro Piacenza ancora in attacco. Sta schiacciando un po' in questo momento, dopo il pareggio, sta un po' schiacciando il Pordenone nella sua... Ha fatto resuscitare i morti. Esatto, nella sua tre quarti, un'azione, un cross, un'azione prolungata in attacco, vediamo se la palla esce, non esce, esce. Quindi rimessa dal fondo per il Pordenone, ci vediamo tra pochissimo. È andato bene, poteva anche spellerlo. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Arzano Decimo. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is Now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Eccoci per l'ultimo quarto d'ora da passare insieme, poi io come ogni domenica riprenderò il mio rito di andare a prendere il cibo per le mie belve. Così ovviamente. Così ovviamente, ovvio, tento di procurarmi degli sconti sulle quantità di croccantini Benissimo.
per sugo. Per la gioia dei commessi, tra l'altro, che la vedono sempre con fanno queste che- mise. Ma erano sempre donne, guarda, l'anno scorso. Siamo nel quindi- 2015, le cose sono cambiate, poi ci ha detto l'avvocato che la Boschi ha fatto passare la legge, quindi va bene tutto, dai. Allora, appunto, ultimo quarto d'ora insieme, Gemma. Volevo salutare la nostra amica Ilenia. Ciao, che Ilenia. È allo no, non ci sta seguendo, ma è allo stadio Fontana mi ha detto guarda che appunto ha segnato la squadra avversaria, comunque l'arbitro è ubriaco, questo è il suo commento. Benissimo, E poi salutiamo anche un altro amico che dice ehi là, buona stagione, Riviera Calcio, Marco Biliris Ultras Mandi. Adesso Benissimo. vorrei la traduzione. Vabbè, non sai leggere il friulano, non ho capito cosa hai letto. Ah, a parte Mandi. Biliris Ultras sarà Ultras, Biliris. Forse Vuoi non che so. ti presto gli occhiali? No, c'è scritto così, GP, è scritto così, non è colpa Vabbè, mia. Allora eccolo chiediamo che- al nostro amico Marco che Ciao cosa Marco, vuol dire. grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Nel frattempo il Mestre va in vantaggio sull'Elico Terme per 1-0 in Serie D. Il Pordenone cerca un contropiede, qua c'è fallo sull'attaccante del Pordenone con relativa ammonizione del difensore del Pro Piacenza. Allora, mentre aspettiamo questo calcio di punizione, andiamo a riassumere la Serie D, partite che stanno per concludersi e si giocano i minuti di recupero. Belluno Tamai 1-1, Dro Venezia 0-3, quindi tripletta del Venezia. Este Calvino Ale 1-1, Fontana Fredda Montebelluna 0-1, Giorgione Abano Calcio 0-0, La Fenadora Campo d'Arsego 0-0, come dicevamo Mestre Lelico Terme 1-0, Sacilese Luparense San Paolo 0-1, Unione Triestina Liventina 2-0 e Virtus Vecom Unione UFM, scusatemi, Monfalcone 2-0 quando si stanno giocando i minuti di recupero. Adesso faremo un rapido giro dei campi con Gemma per avere confermati questi risultati. Nel frattempo da una distanza siderale, Avvocato e Cleofa, vediamo, c'è Pedarzoli Penso che la metta in mezzo. prova la mette in mezzo, ma è un difensore respinge di testa, quindi ultimi assalti del Pordenone che dopo un attimo di appannamento, dopo aver subito il pareggio, il Pordenone si è comunque riportato in attacco e sta chiudendo la partita appunto nella metacampo del Pro Piacenza, con un rimpallo favorisce adesso l'attacco del Pordenone, palla sulla destra, vediamo Luca Veleno, ovvero sia l'attaccante arrivato dal Bassano che purtroppo perde palla cercando un dribbling in piena area di rigore. Gemma. Sì, visto che stavate parlando del Pordenone, volevo salutare Moreno, che l'ho chiamato adesso perché poi non ci sarà verso fine partita, credo di beccarlo, no? Quindi Allora, Moreno Burlina, Pordenone Fan Club, Caffè Nogaredo, io immagino Alvise che sta volteggiando con un fare anche un po', come posso dirti, rabbuiato da questo Minaccioso. pareggio. Minaccioso. Diciamo che qui ci sono una quarantina di persone incazzate come delle bisce tibetane. Sì. Diciamo Penso che di sì. non era una partita da pareggiare, assolutamente. Diciamo che il pareggio è arrivato su un calcio di rigore che a mio avviso non è che fosse tanto rigore. Ecco, nel frattempo ti fermo un attimo perché il Pordenone con un colpo di testa, no, non un colpo di testa, un'azione un po' confusa, un tiro di strizzolo mi sembra di aver visto, deviato da un difensore, ma il portiere c'è. Prego Moreno. Sì, diciamo che comunque abbiamo la difesa che è ancora da registrare perché l'episodio del pareggio è avvenuto su un'incertezza della difesa, anche se comunque poi Tomei aveva rimediato. Non è stato dello stesso avviso l'arbitro che ha concesso il calcio di rigore. Poi per il resto insomma è un Pordenone che deve ancora crescere. Ricordiamo che la squadra è stata assemblata in circa un mese, quindi i ragazzi stanno giocando insieme da poco tempo, però diciamo che non ha sfigurato sicuramente con il Piacenza. Bene, abbiamo sentito il clima com'è al Caffè Nogaredo, è un peccato comunque, no? Arrivare a pareggiare una partita che secondo me i punti meritava più il Pordenone del Piacenza. Ma sicuramente sì, c'è stata quell'occasione che ha avuto Strizzolo appena entrato, che non è riuscito a segnare, a concretizzare, però per il resto a mio avviso tirando le somme diciamo che ha meritato un po' di più il Pordenone, insomma. Sì. Beh, adesso mancano 2 minuti più tempi di recupero, mi sembra, meno di 2 minuti.
vedremo l'arbitro cosa farà recuperare. Allora io intanto ti ringrazio Moreno, naturalmente ricordiamo che sono aperte le iscrizioni a Pordenone Fan Club, la tessera è bellissima. Altre cose? Bellissima e simpaticissima, no, altre cose no. Vi aspettiamo tutti per la prossima partita che il Pordenone giocherà fuori casa, che noi appunto trasmettiamo. Niente, forza Pordenone. Assolutamente. Grazie mille, saluto tutti gli amici del Caffè Nogaredo. Grazie. Grazie a voi. Allora, in Serie D al momento non ci danno ulteriori variazioni, stiamo aspettando ovviamente a questo punto i finali, mentre il Pordenone si lancia in attacco ancora con Strizzolo che conquista palla per un momento, no, proprio l'ha conquistata, addirittura riesce, ma lo ferma l'arbitro. Fallo. E lo ammonisce anche, vediamo, ma lo ammonisce perché forse ha detto una parola di troppo, perché non è un fallo da ammonizione, correggetemi se sbaglio. Perché ha buttato via il pallone. Ah, perché ha buttato via il pallone. Gemma. C'è Maurizio Mazzon in linea. 2-0. Quindi sentiamo cosa da dirci. Con questa voce, prego Maurizio. Eccomi qua, 2-0 per il Montebelluna, finita in questo momento. Ha raddoppiato Zecchinato su un errore nostro della difesa di disimpegno, abbiamo sbagliato il disimpegno, ha sparato Zecchinato che dal limite ha tirato una bordata sul secondo palo, un po' di... Ma è un segnalare però, c'è un 2-0, c'è da segnalare però la pessima prova del signor, te lo dico perché è giusto che si sappia chi è, Mario Fedele, no scusa signorina è quello, Mario Davide Aracce, sezione di Lugo di Romagna. Ecco, di Lugo di Romagna, un arbitro, Sì. si mangia bene a Lugo, è in sovrappeso l'arbitro? Infelice. No, non è sovrappeso, io sono sovrappeso, non l'arbitro. L'arbitro probabilmente, non so, probabilmente deve ancora anche lui entrare in condizione, però ci ha negato 2 rigori sacrosanti, cose veramente grandi, che io non riesco a capire come non siano loro gli unici su 200 persone che non li vedono. L'unico che deve vederli, che deve fischiare, è l'unico che non li vede. Sì, e poi c'è anche il guardalinee che dà una mano, mi sembra, no? Quindi al limite... Infatti è colpa anche del guardalinee che non gli ha segnalato niente, ma se non hanno disposizione di aiutarli sotto questo punto di vista è normale che loro non li aiutano. Vabbè, speriamo che, oramai siamo agli sgoccioli, vero? No, è finita in questo momento. È finita in questo momento, quindi il risultato finale a Fontana Fredda, purtroppo Montebelluna 2, Fontana Fredda 0. Maurizio, io ti ringrazio e ci sentiamo domenica prossima. A voi. Grazie mille, saluto tutti gli amici della Fontana Fredda. Nel frattempo il Pordenone sta chiudendo alla grande in attacco, ma mi sembra un po' sterile, no Maurizio e Il problema Cleofa? è sempre quello lì. La punta centrale. La punta centrale, perché loro non mi sembrano proprio la Niente, squadra, sono dei squadra dell'anno scorso che ha zerato in meno 8 in poco tempo. Mi sembra una squadra modesta loro rispetto. È una squadra che riesce come adesso a fare 5-6 passaggi ogni volta di fila. Esatto. Sempre sul fondo, poi adesso cross al centro e palla in angolo l'ennesimo. Comunque mi dispiace per Fontana Fredda, visto che diciamo Ah, a casa vedi. mia, però il calcio d'estate è una cosa, il campionato purtroppo è tutta un'altra realtà. Hanno Allora, perso tutte le friulane tranne il Tamai, mi pare, no? Stiamo aspettando naturalmente Sì, di... Prego, Gianni. volevo dirti che sono tutti Vabbè, finali quelli Cristina. che abbiamo già detto. Poi ne approfitto perché poi si parla solo di calcio, come al solito. Quindi volevo salutare Marco che mi rispondeva, quel Biliris è un diminutivo di Billerio, frazione di Magnano in Riviera, in friulano. Grazie perché vedi che io non è che leggevo male, Biliris era scritto così. Grazie Marco, un bacione. E poi devo salutare anche un altro Quello fan che si è di bloccato. Eleonora, che è Mauro. E dice: bentornati, che belle ragazze, Valletta super come al solito, spero non sia ancora impegnata, vero? Non so. Ancora impegnatissimo. Allora, la Però co-conduttrice grazie. o Valletta è sempre single, come i DJ, no? GP, che tu mi hai Sì, insegnato, sì. i DJ sono sempre single. Sempre single, a prescindere. A prescindere. Poi c'è un appunto da fare. Possiamo salutare qualcuno che fa poltrone, perché Mauro dice stagione nuova, poltrone vecchie. Cambiate il tessuto, vi prego. No, non gli assolutamente, piace. assolutamente, noi terremo sempre queste poltrone perché ci stanno benissimo, rappresenta il nostro carattere. Perché sono vecchi come GP, capisci Esatto. Mauro? Sono quelle che aveva a casa GP da bambino. Esatto. Allora è finita a Piacenza, confermiamo Pro Piacenza 1, Pordenone 1, commento veloce di Maurizio Mazzarella, l'avvocato, su questa partita. Direi che si sono persi 2 punti, ai punti avrebbe vinto il Pordenone,
il Piacenza è in difficoltà, non mi è sembrata una squadra più forte del Pordenone, anzi ritengo il Pordenone superiore. Domenica c'è l'Albino Leffe, quindi o sabato adesso non ricordo, comunque con l'Albino Leffe 3 punti li può fare sicuramente il Pordenone, poi c'è una partita proibitiva a Mantova, però poi ci sono 2 partite in casa, Renata e Cremonese, io dico che altri 3-4 punti li può fare, quindi diciamo che vincendo con l'Albino Leffe i 6-7 punti nelle prime 5 partite le può fare, quindi in una posizione di classifica centrale. Io prevedo nelle prossime partite questi risultati. Cleofa, tu invece il tuo commento? Ma sui punti ha fatto il Mazzarella, io siccome il calcio purtroppo chi sbaglia paga, anche oggi abbiamo visto, cioè è una squadra propositiva, è un'altra squadra, speriamo bene, sembra una squadra di calcio finalmente. Certo. Ecco, Sì, c'è il limite, come si diceva prima, della punta centrale. Il limite della punta centrale e poi dal punto di vista difensivo ci sono ancora alcune cose da sistemare. Ecco, come portiere direi che bisogna che si parli di più. Sì, quello l'abbiamo notato purtroppo proprio in occasione del rigore. Adesso il commento tecnico più importante è quello di Silvia. Prego. Stagione nuova per il Pordenone Calcio, qua rivediamo un'azione. Chi è il portiere? Abbiamo appena detto che si chiama. Lui che non serve di prenderlo perché lo conosciamo. L'abbiamo già detto, esatto. Ecco, quindi come ti sono sembrati i neroverdi in campo? I neroverdi In bianco. Sono andati in bianco i neroverdi perché hanno pareggiato. Ah, ma che figure mi fai fare? Ma qua è così. Invece, Cioè, se era una trasmissione seria... sì, non ti chiamavamo, figurati. E io non ci lavoravo, cioè... Figurati se ci fossi stato io. Ma invece, Lucrezia, ti piacciono gli hipster, non domanda tecnica sul calcio? Va di moda l'hipster adesso. Sì, non è una brutta parola, sono quelli con la barba. Con la musulmana. Sì, barba, Sì, stile. musulmana. Ti piacciono gli uomini hipster o senza barba? Insomma, col barbone troppo lungo. Col barbone troppo lungo no. Invece a Cristina? Per niente. Per niente, benissimo, siete del mio partito. Anna, mi sembra che ti piaccia l'uomo con la barba. Sì. A Gemma non chiediamo perché le piacciono i gatti, quindi la barba tutta la vita. A te Luca come piacciono gli uomini con la barba? Con la barba perché la porti, ma l'avvocato non glielo chiedo. Allora siamo proprio agli sgoccioli, vediamo se abbiamo... No, abbiamo già avuto, mi sembra, le conferme. Io ho problemi. Oggi veramente internet ci ha abbandonato perché prima avevamo problemi con la diretta del Pordenone che invece adesso sulle immagini al replay vanno. Allora, io ho questi risultati quando mancano pochi istanti alle 17, questi dovrebbero essere i finali della Serie D. Belluno Tamai 1-1, Dro Venezia 0-3, Esti Cave Noale 1-1, a Fontana Fredda Montebelluna 2, Fontana Fredda 0, Giorgione Abano Calcio 0-0, la Fenadora Campo d'Arsego 0-0, Mestre Lerico Terme 1-0, a Sacile Luparense San Paolo Sacilese 1-0, Unione Triestina Liventina 2-0 e Virtus Vecco VFM Monfalcone 2-0. Prima di chiudere ricordiamo che Anna e Luca Acoustic Duo questa sera dal vivo in piazza a San Vito del Lamento presso l'antico Bottegon. Sabato invece tutti a far festa a Friuli Doc in piazza Matteotti. Esatto. Bene, invece l'avvocato Mazzarella prossimamente nei migliori tribunali d'Italia. Mi esibisco. Pizzerie. Pizzeria la sera. Un in bocca al lupo a Cristina per la sua trasferta in Reggio Calabria. No, non è Reggio Calabria, dove sei il paese preciso? Guardavalle. Guardavalle. Villaggio Punta Farostina. La prossima volta devi portarci il balletto che... Esatto, la prossima volta che viene Cristina... Sì, vengo vestita qua così, ok? Beh no, dopo ti cambi, va bene. Abbiamo il camerino a tua disposizione. Ok. Ringrazio Cleofa Bravo che è tornato con noi per aprire questa terza edizione dell'altra domenica. Grazie Cleofa. Saluti a tutti, grazie a voi. Spero di averti con noi. Noi aspettiamo la pubblicazione del libro di Silvia. Abbiate fede. Sarà lì. Arriverà. Ecco, un bel titolo, Abbiate fede, potrebbe essere questo il titolo del libro e tantissimi... A 4 mani con brosio quella. A 4? Mamma mia. Cioè che perla ti ha tirato fuori. Che poi Meggiugorje è anche qui vicino, quindi non è che stai neanche tanto... Il Papa ha già detto Che brosio. no, che Meggiugorje proprio. Andiamo avanti. La bellissima Lucrezia, anche a te in bocca al lupo per la tua trasferta in Calabria, ma soprattutto per i tuoi studi. Per noi è tutto, ringrazio Gemma. No, sì, stavo... Sì, no, forse.
Stavo guardando la tastiera e cercando di raccapezzolarmi, stavo cercando la sigla finale. State cercando la sigla finale che poi è quella iniziale. Esatto, quindi Benissimo. Ecco. Siamo messi bene. benissimo direi, come prima domenica. Questo pilot del programma. Beh, ma alla fine non ci sono stati tantissimi. No, abbiamo anche parlato di calcio. Hai visto Maurizio? Siamo Sì. riusciti a parlare di calcio. Beh, ma è sempre così all'inizio. Tu dici che strada andando facendo. avanti che dopo strada diventa... facendo e noi peggioriamo. Sì, uomini e donne. Uomini e donne. Beh, questa è la prossima domenica, grazie a Enrico e regia, grazie naturalmente a Maurizio al controllo camere, ringraziamo Loriano, ringraziamo Davide a Pordenone, grazie a Eleonora Mazzari. Grazie a te GP. E noi ci vediamo, se Dio vorrà, domenica prossima, non so cosa succede in settimana. Gemma, succederà qualcosa in settimana? Non lo so, si va a bere l'aperitivo? No, io non sono convinta, io potrei fare il collegamento da Piazza Matteotti perché Sì, sarà perché- ancora lì dalla festa del sabato sera. Perché lei farà after hour in Piazza Matteotti a Friuli Doc tra sabato e domenica. Ah, Vado a messi sostenere bene. i nostri cantanti. Ma lei va a sostenere Anna e Luca. Sai cosa facciamo? Eh. Facciamo la prossima puntata live direttamente Da Piazza Collegamento da Matteotti. Friuli Doc. Perfetto. Glielo sto dicendo da Benissimo. da Certo, un come mese. il mio sdraio, la mia Come postazione la tua al sdraio sole là di fuori. oggi, Esatto. uguale. Bene, come i chiudiamo modelli. che è meglio, va, prima che ci sfumino. Ciao a tutti, ci vediamo domenica prossima, 14:30. Ciao, grazie.